Applauso. Allora, Dobbiamo partire in piedi? no, tipo la messa volevo fare tutti in piedi, partiamo, è un suono di organo liturgico. Dopo troviamo tutto. Allora ragazzi, adesso prima di fare la presentazione ufficiale, vi ringrazio di essere qui, siete numerosi nonostante il tempo, dopo facciamo l'appello, alla fine interroghiamo, ma facciamo un grande applauso all'ospite di questa giornata che è Albert Marzinotto, che è arrivato... Mutando. Aspetta, facciamo la rima. E arriva Albert Marzinotto da Portogruaro col canotto, giusto? Era abbastanza scontato. Questa qui. Si può utilizzare solo in questi momenti dell'anno, sì. perché poi d'estate, sì, Anche d'estate però. Bene, allora, prima di partire e di entrare nel vivo di questo workshop, io faccio una breve prefazione. Perché siamo qui? Siamo qui perché da metà settembre circa è partita la quinta edizione del premio Casa della Musica, che è un premio nato 5 anni fa da un'idea del sindaco Gianluigi Savino di Cerniano e Friuli, che un giorno mi ha chiamato e mi ha detto: Franz, mi piacerebbe istituire un premio per i giovani artisti della nostra regione, pensa come farlo, butta giù delle idee e così. Allora io ci ho pensato bene, volevo fare una cosa fatta bene, insomma non il solito premio locale ma qualcosa di un po' più professionale. E combinazione, ve la racconto proprio nel dettaglio, in quei giorni mi aveva chiamato, e non lo nascondo, mi aveva proprio scritto un messaggio Elisa, la cantante, che è una mia amica, e lei e anche Andrea Rigonato, suo marito. In quell'epoca loro stavano lavorando ad Amici e mi fa: ma Franz, tu che conosci tanti giovani, hai una scuola di musica, hai dei giovani artisti da segnalarci, che noi vorremmo portare qualcuno del Friuli Venezia Giulia ad Amici, perché ci piacerebbe avere qualcuno della nostra regione, non abbiamo nessuno. E ho detto: guarda, adesso così gli ho dato un po' di nomi, però qualcuno che veramente meriti non mi veniva in mente. E ho detto a Rigonato: senti, ma Combinazione mi hanno chiesto di istituire questo premio, vuoi che lo facciamo assieme e così cerchiamo giovani, gli diamo l'opportunità di farsi vedere, di crescere, insomma, di dare un'opportunità ai giovani artisti della nostra regione? E lui ha accettato, e infatti Andrea Rigonat è il direttore artistico di questo premio. E quindi noi parallelamente al concorso, che premia, ci sono 3 categorie: inediti, interpreti, musica elettronica, e quindi Albert fa parte proprio della giuria della sezione musica elettronica, abbiamo scelto di organizzare anche dei workshop per dare, e sono gratuiti, per dare l'opportunità a voi giovani che vi avvicinate al mondo della musica di crescere artisticamente venendo a contatto con dei professionisti della musica. Ogni anno ne abbiamo organizzato qualcuno. L'anno scorso avevamo per i cantanti il personal vocal coach di Elisa, ma che è anche il personal vocal coach di Ligabue, di Neck, di Ramazzotti, è uno grande proprio che insegna ai grandi cantanti, cioè Elisa che canta benissimo ha un personal vocal coach. Quest'anno avremo Roberto Casalino, che è uno dei più richiesti autori e cantautori italiani per artisti grossi, ha scritto L'essenziale di Mengoni, col quale Mengoni ha vinto Sanremo, ha scritto pezzi per Tiziano Ferro, cioè ogni anno vogliamo portare qualcuno qui e da quest'anno, visto che il comune mi ha riassegnato all'organizzazione del premio, ma per i prossimi 3 anni ho più possibilità di organizzare degli eventi anche durante l'anno, anche con degli sponsor. Infatti io ringrazio gli sponsor che poi troverete in questo volantino, prendetevelo giù, che sono, li nomino velocemente: la Banca Credit Friuli, Autobagnole, Arte Ottica, Zanolla, Nuove Idee, il Chicchibio, insomma piccoli sponsor che cresceranno nel tempo, e con questo budget ulteriore io riuscirò a organizzare degli eventi collaterali, magari ad aprile facciamo un evento, inizio estate ne facciamo un altro, coinvolgendo tutti i ragazzi, qualche ospite, concerti, altri workshop. Quindi questo mi permetterà di dare continuità al premio 12 mesi l'anno e non solamente in questo periodo che è settembre e dicembre. Detto ciò, ringrazio innanzitutto il comune, che il sindaco e il comune, abbiamo la dottoressa Lucia Rosetti dell'Ufficio Cultura, che è
il motore di tutto quanto, perché senza di lei non si va da nessuna parte, ed è qui venuta a trovarci, la ringrazio tanto perché è grazie a lei che riusciamo a organizzare questi eventi, la Regione Friuli Venezia Giulia, e ringrazio voi di essere qui oggi. E ringrazio Albert, Albert sta diventando sempre più un artista e un DJ potente a livello nazionale, fa un sacco di serate, remix per artisti importanti, è stato ospite 5 volte al Jova Beach Party quest'estate, che è stato il tour rivelazione dell'anno, e quindi siamo qui per raccontarvi un po'. Sì, ecco, infatti l'avevo anche invitato. Assolutamente sì. Grazie che me l'hai ricordato, perché dopo io parto. Abbiamo l'assessore alla cultura, Alessia Tambocchi, che infatti manda i saluti perché mi ha scritto prima, e che prima o poi riuscirò a far cantare in un disco. L'assessore. No. Ma è una battuta ricorrente, lei mi dice: quando mi fai cantare una canzone? Io prima o poi la faccio cantare una canzone. Bene, bene. Allora, possiamo anche sederci forse? Sì, dai, io ho male le gambe. Io ho male la schiena, sei il duo Barabba. Bene, allora, entriamo nel vivo del workshop, e io direi che a questo punto, cioè, faccio ancora una piccola prefazione, dopo parte Albert. Oggi vogliamo farvi sentire un po' nel dettaglio come abbiamo lavorato su alcuni remix importanti realizzati in questi mesi. Cioè, fate conto che noi due qui siamo 2 su 5 o 6 DJ producer, gli unici a livello nazionale presenti nella speciale EP Jova Beach Remix Party, perché c'è un remix di Benny Benassi, Merken Cremont, Albert Marzinotto, il mio, gli Aki Juice Rockers e uno di Pinaxa. Esatto. Quindi su 6 siamo 2 noi qui, quindi per noi è comunque un onore essere lì dentro. Ogni anno, bene o male, uno dei nostri remix Giovanotti lo prende, siamo ormai. E non è semplice. Non è semplice. E poi, insomma, quindi vi faremo sentire due di questi remix come sono stati realizzati, entrando un po' nei dettagli. Poi è da poco uscito un remix bellissimo che ha fatto Albert, che le radio stanno passando a manetta, che è il remix di Shaken, il nuovo singolo di LP, che è un artista internazionale, e lo stanno passando tantissimo. Poi abbiamo anche lì parleremo proprio anche le varie attività che abbiamo fatto insieme in studio, perché comunque poi il tema principale del workshop di oggi sarà proprio cercare di capire come si va a lavorare nel mondo della produzione, no? Sulla base delle nostre esperienze cercheremo anche di capire voi come lavorate, no? E noi abbiamo, insomma, da un paio d'anni che lavoriamo insieme, e abbiamo capito che, insomma, unendo le forze, sembra un detto, sembra una frase fatta, ma effettivamente si ha un ascolto in più, si ha il modo di confrontarsi, si ha modo anche di riuscire ad accantonare per un paio di giorni un progetto, riprenderlo un attimo in mano, perché queste qua sono comunque alcune delle tecniche nel mondo della produzione, ok? Non sempre i brani vengono fuori in 2 secondi, e a noi ci è capitato anche di lavorare su brani a distanza di 1 anno, ok? Sì. Anche lo stesso disco di Benny Benassi, Satisfaction, io ho parlato con Benny quest'estate, diceva che era un disco che era stato lasciato lì per un paio di mesi perché non credevano. Tutti hanno presente di che brano si tratta, no? Sentire una frase del genere fa un certo effetto, no? Quindi sì, cercheremo insomma di coinvolgere, di farvi vedere un po' qual è stato il nostro approccio su questi lavori, ma anche un approccio proprio psicologico quando si entra in studio, no? Perché adesso oramai la tecnologia ci dà la possibilità di produrre in treno, in macchina. Io uso un sacco il computer, quando sono in treno butto giù tante idee, poi quindi sì, proprio c'è un nuovo meccanismo. Anzi, Franz, tu l'hai vissuto, perché tu hai vissuto sia la fase, anzi secondo me sarà super interessante anche capire quando è iniziato, come si facevano i dischi, perché anche io, insomma, non mi è chiara ancora, ok? Cioè, si possono trovare un sacco di video di come si faceva musica una volta, ma chi l'ha vissuta, cioè, io ho iniziato a fare dischi che non si usavano ancora i computer per fare musica. Ok, quindi adesso sfido chiunque qui dentro di provare a fare un disco senza un computer. Perché tutti siamo capaci a comprare un synth,
attaccarlo alla scheda audio, però poi non bisogna toccare niente. Sono prove anche queste psicologiche, ok? Oggi lascio stare tutti i plugin possibili e necessari, provo a fare quel basso con quel synth lì, ok? E lo suona a mano. E lo suona, e lo suona a E lo mano. registro su un nastro. Quindi la tecnologia ci ha permesso appunto di far musica, tutti, chi ha conoscenze musicali e anche chi non ne ha, anche se di certo aiuta avere insomma, un minimo di preparazione. Anzi, colgo subito l'occasione per sciogliere un po' il ghiaccio. Chi di voi produce? Tutti? Tutti? Alzata di mano chi ha un programma per far musica. Ok, quindi beh, qua abbiamo anche qualcuno Lei fa la vocalist. lui è un giovane appassionato, no? Ok, vi batterà tutti, ho già visto in prima fila, già capito. No, quindi bene o male tutti quanti producono. Chi fa hip hop, per esempio? 2, 3, hip hop, ok. Chi fa musica pop, ok. Quindi musica pop significa che canti anche, ok. Canti e suoni la chitarra, pianoforte, ok. Mentre chi fa musica elettronica, per musica elettronica ci metto dentro techno house, trap, anzi solo la trap. Chi fa la trap? Ah, che tu fai hip hop, tutto fai, ok. Chi fa i popcorn? No, sono importanti queste domande perché comunque cercheremo di avere un dialogo abbastanza comprensibile con tutti, anche con te che magari sei all'inizio, in modo tale di entrare dentro alle varie fasi in maniera semplice, senza girare tanto attorno a plugin o cose più tecniche che potete tranquillamente chiederci, perché comunque ci troviamo molte volte quando lavoriamo insieme. Ah, Albert, hai visto quella cosa lì, quel plugin, poi comunque c'è sempre, io ho capito una cosa negli anni, che comunque bisogna sempre continuare a star dietro a vedere come lavorano anche gli altri, ed è insomma la chiave di tutto, no? Poi anche quando si fa una produzione bisogna capire per quale motivo si fa la produzione, per un interesse personale o un interesse commerciale non nel senso del genere, commerciale, cioè sto facendo un brano che mi serve a far cosa. Ok, e proprio lì entreremo proprio a contatto con i remix, ovvero quando Lorenzo Giovanotti mi ha scritto fammi il remix di Nuova Era, era accaduto una settimana prima che uscisse il singolo in radio, ok? E mi ha detto Albert, ho bisogno di un remix, mandami, ti mando l'intero EP. Era uscito l'EP con 5 tracce, ok? Questo sarà il primo singolo che uscirà in radio, si intitola Nuova Era, e l'ho ascoltato, però obiettivamente ascoltate 5 tracce, ascoltane una, se ne è una ti focalizzi su quella, sulle 5 dici forse questo però non so se è il più forte, ti fai le tue riflessioni, magari anche lì per lì senti, ad esempio quello di Franz nasce già un po' più dance come disco, poi tu l'hai stravolto, dopo lo faremo sentire, l'hai stravolto e l'hai reso secondo me più house, più groovy, però certi brani proprio di artisti pop non sono semplici da andare a ritoccare, no? Perché poi c'è una scelta, anche loro a livello di produzione vanno a fare. A me è capitato di parlare con Riccardo Onori, il chitarrista, lo scorso anno, il chitarrista di Giovanotti. Non so se avete presente Chiaro di Luna di Giovanotti. Chi lo conosce? Qualcuno? Sì, qualcuno sì. Adesso mi attacco anche con l'hotspot così iniziamo a fare un paio di ascolti. Vabbè, comunque mi dice che quel brano secondo me è molto bello. Fecero tipo 7 versioni diverse, una più reggae, una più pop, una più rock. Poi è nata insomma una sorta di sonata, una ballata, sì. Quindi, per non perdere il filo del discorso, vi stavo appunto dicendo, quando ci si mette davanti al computer o comunque quando si collega un synth o si vuole partire con un'idea di partenza, vi capiterà anche a voi molte volte di dire adesso sta cosa qua la sto facendo per cosa, magari nel suo caso fa una base trap e pensi di fare una cosa abbastanza essenziale da poter poi proporre a un eventuale cantante, giusto? Chi fa un disco house, chi è che fa house, per esempio? Sempre tu, qualcuno? Guardo voi due là e anche qualcuno là dietro. Chi fa house magari non parte subito con questo pensiero, no?
Cioè non parte col fare una base dub, per dub intendo le basi strumentali senza voce, ma parti già con un riff di 8 battute che dici questo disco deve spaccare in pista, no? Di base, non parti da lì, cioè sono io che poi ho fatto l'operazione inversa nel tempo, cioè parto magari dall'intro, inizio a fare tutti i miei viaggi musicali fino poi pian pianino ad ottenere quella soddisfazione all'orecchio che dico, boh, questo è il punto focale del mio disco, ok? Però dipende, sono diversi veramente gli approcci. Uno inizia a far musica o magari è stato un concerto, gli piace quella roba lì e cerca di rifare quella cosa lì, o altrimenti, ripeto, chi lavora nell'industria della musica pop, e vi faccio un nome magari che sta andando moltissimo adesso, che è quello che ha fatto Nuova Era, Franz aiutami, Dardust. Lui è una macchina da guerra, è un produttore di Milano che sicuramente l'approccio non è l'approccio casalingo che dice, boh, ho comprato questo nuovo synth, provo a giocare, è un approccio molto più diretto al mercato, ok? Quindi pagine di Spotify aperte, sicuramente, non so se avete visto, se mi seguite nel discorso, molte reference, perché il segreto di adesso è avere molte reference, sia per chi fa l'house, sia per chi fa il pop o la trap, cioè stiamo lì giorni a capire come far suonare una cassa o un basso, giusto? Tutti quanti ci siamo chiesti, magari chi dell'ambiente house, io parlo di quante volte abbiamo riascoltato il disco di Fisher, Losing It, ok? Pensate, vi dico questa cosa, poi iniziamo a fare qualche ascolto. Quando io mi era arrivato il promo dall'etichetta, è uscito 2 annetti e mezzo fa, quel disco lì nella mia chiavetta nella serata l'avevo inserito come posizione nella playlist come 15° 16° brano. Quindi la domanda era, o io non ci avevo capito niente, o comunque l'avevo messo in cioè 15° 16° brano significa che comunque la serata era già da 1 ora e mezza andata, ok? Quindi se faccio 2 ore di DJ set indicativamente l'avevo posizionato verso la fine. E vi assicuro che la prima volta che l'ho suonato è un disco che ha fatto cioè ha creato la storia nel set, ma non è esploso in una maniera incredibile. Quindi questo è solo un mio punto di vista, cioè qua oggi noi diremo i nostri punti di vista e voi anche potete dirli. Dico che le prime volte che suonavo quel disco il concetto era questo, era un disco tech house che suonava molto bene, ma che all'inizio, quando nessuno riconosceva la ripartenza, e quando diceva I'm losing it, cioè non succedeva, cioè succedeva che era un disco che riempiva la pista come i dischi precedenti a quello e come i dischi successivi. Poi secondo me si è generato un fenomeno commerciale, che era il discorso che vi facevo prima, ovvero la riproduzione in radio. L'ho provato sulla mia pelle perché alcuni brani mi sono passati in radio, cambiano completamente il tipo di ascolto che va a fare poi la gente, ma anche per me artista. Sei d'accordo, Franz? Cioè, quando esce un disco, un tuo disco che l'hai sentito 100.000 volte, che hai fatto 100.000 di ascolti in studio con le casse anni 80, che poi vi dirò, con l'iPhone, perché adesso ascoltiamo tutti la musica dall'iPhone o dal telefono che abbiamo, no? Cioè il mastering finale lo ascolti da lì. Quando però lo senti in radio sembra quasi che sia la prima volta, vero? Tra l'altro il remix di Shaken l'abbiamo sentito in studio da Franz, che era via web, sul programma di Albertino, che appunto lo passò per primo perché avevano l'esclusiva. Quindi, per concludere questo discorso, che finalità ha una produzione quando si inizia è proprio legata a cosa ci servirà questo disco. Ci servirà per farlo passare in radio o ci servirà, perché non tutta la musica ha quella finalità lì, chi fa techno, la finalità di chi fa la musica techno non è finire in radio, semmai è finire in un locale Ibiza che ha dei subwoofer pazzeschi, ha un Function One della Madonna, che è un impianto fighissimo, e che la cassa spacchi tutto, che proprio renda al meglio su quel tipo di impianto.
questo è un aspetto di tutti i generi che andiamo a produrre, ok? Quindi dalla pop anche alla musica classica, qualsiasi tipo di musica ha delle sue finalità commerciali. Soprattutto anche la scelta del tipo di remix guarda a questo, cioè ad esempio se noi dobbiamo fare un remix di una canzone che in origine è un pezzo pop e ci viene chiesto, infatti è un remix che vi faremo sentire dopo, però parliamo di questo aspetto qui sulla scelta del tipo di remix. Io ho avuto un'intuizione di un brano di un artista, The Leading Guy, che abbiamo avuto ospite l'anno scorso qui al premio. The Leading Guy, che è stato nostro ospite, e grazie, e qui lo posso proprio dire perché è la verità, grazie al fatto che lui è venuto al premio, è stato anche giurato nella scorsa edizione, quindi siamo andati a cena alla fine dopo la finale, e quindi lui ha conosciuto Andrea Rigonate, si sono scambiati i numeri, tutto quanto, e The Leading Guy è un artista di Trieste che scrive brani in inglese perché ha vissuto tanti anni a Londra e ha quindi un sound e un mood UK, sì, proprio molto UK, internazionale, acustico, chitarre, strumenti acustici. E già questo è successo che lui, grazie al premio, proprio lo dico perché è vero, al premio Casa della Musica della scorsa edizione, che ha conosciuto Rigonata ha fatto sentire i suoi pezzi a Elisa, e Elisa l'ha scelto per aprire tutti i concerti del tour dei teatri dello scorso tour del scorso e questo era un po' il discorso introduttivo che volevamo fare, che volevamo proprio farvi capire, cioè il nostro approccio di lavoro è proprio quello di, cioè in questo contesto qui dove ci troviamo adesso può nascere qualcosa, capisci? Anche una semplice frase detta da me o da lui può far scattare qualcuno in testa, dico, ma cos'è che ha detto? Far suonare un disco per un telefono? Magari qualcuno non ci aveva ancora pensato ad oggi, ok? Però tante volte noi ci troviamo a far suonare la musica per farla suonare bene nel cellulare, sì. ok? Quindi quella cosa lì del Leading Guy ha fatto partire, cioè è partito qualcosa, perché poi Franz ha avuto questa intuizione di proporre. Spiega. Infatti, praticamente io un giorno, ascoltando i pezzi di The Leading Guy, che siamo diventati amici, sentivo un pezzo, chitarra, voce, un suo singolo che però non aveva avuto tantissimo successo, ma era molto bello, con un riff di fiati molto particolari, e io ho detto, ma cavolo, questo pezzo qua secondo me remixato avrebbe una sua seconda vita. E io gliel'ho proposto al manager di The Leading Guy, e lui l'ha proposto alla Sony perché lui è distribuito dalla Sony. La Sony ha detto, bellissima idea, dobbiamo fare dei remix per farlo andare in radio. E lì ci abbiamo lavorato parecchio, io ci ho lavorato tanto, ho fatto delle versioni che ho buttato via. Lì ci abbiamo lavorato, ma dopo faremo sentire, io ce l'ho il progetto, non so se tu hai. Io ho portato anche le tracce separate, abbiamo fatto 2 versioni completamente diverse, è una scelta, io la faccio più così, tu la fai più così, e poi è stato coinvolto un terzo DJ che collabora con la Sony, ed è uscito un bel pacchetto che lo affrontiamo dopo. Però capisci, tutto è partito, secondo me, un aspetto che vorrei dirvi, esiste, su questo sono molto fermo, esiste ancora un rapporto umano, che è importante questa frase, cioè nasce tutto ancora da un rapporto umano, cioè non dobbiamo pensare che stando da casa sul proprio PC si riesce a fare la hit mondiale alla Mark Ronson, cioè è impossibile, non so se mi sono spiegato, cioè bisogna il co-working, il lavorare tutti quanti, cioè trovare comunque un sistema, un meccanismo di lavoro dove coinvolge più menti, più persone, più sinergie, no? Genera secondo me dei risultati migliori. Poi lì insomma influiscono un sacco le capacità del singolo, anche perché se il brano arriva all'80% solo dalle mani di Franz, ipotizzo, bene, però nella maggior parte dei casi, cioè il progetto Medusa, iniziamo a sentire un po' di musica. Poi torniamo a Giovanotti. Il progetto Medusa, che Franz conosce anche uno dei produttori, come si chiama? Simon Degiano. Tutti l'avete sentito questo brano? L'hai indovinato con una? Quindi? Sì? L'hai sentito? Ecco, questo disco non nasce a casa così.
c'è gente che comunque macina musica da anni, che si sono trovati insieme, che sono stati bravi perché hanno fatto un brano originale, con delle voci che sicuramente all'inizio sono state sicuramente cantate da qualcun altro, cioè c'è una sorta di processo nel creare un disco. Sono mesi di lavoro. Sono mesi di lavoro. Io e Franz adesso stiamo lavorando sul mio nuovo singolo, insomma non voglio pensarci, ma un paio di mesi sono già passati, non sono passate settimane. Ok, poi da agosto che ci stiamo lavorando, ci siamo quasi, abbiamo cambiato un cantante, anche lì, scelta non semplice, eravamo partiti con un cantante, dopodiché ci siamo trovati in una scelta che non c'era mai capitata, lavorando insieme, mi sembra di quasi no, sì forse in un altro progetto, però comunque il nuovo cantante ci ha cambiato completamente faccia al brano. Quindi proprio sono tutte piccole cose a livello psicologico che influiscono l'attività di chi fa musica, ok? Quindi il saper anche capire fin dove si può arrivare con le proprie capacità. Sì, la collaborazione è fondamentale. Collaborazione è E fondamentale. il confronto con altre persone. Ad esempio, capita che Albert butta giù la bozza di un remix. Sì, Faccio Franz un mi esempio- aiuta molto su queste cose. Faccio un esempio pratico, cioè un remix dove c'era una frase bellissima che però arrivava a un certo punto. E io ho detto, ma perché non partiamo con questa frase? Sì, E ha esatto. svoltato il remix. Esatto, e poi la Lui sentiamo. non ci sarebbe mai arrivato, io con la mente fresca sono arrivato. Oppure magari io, Albert, cosa dici di sto pezzo? Lui l'altro giorno in studio a me alza subito questo groove, cioè Sì. uno va in assuefazione, ascolta il pezzo, dopo poi non ci capisce più niente, dice basta, sono stufo, arriva una persona a mente lucida e ti risolve il problema. Devi fare così, così, così. Pam, avevi ragione. Cioè, quindi collaborare con le persone è fondamentale perché dopo un po' ci si cucina. Però quello che è importante è avere le idee chiare su dove si vuole arrivare con un disco, su dove si vuole arrivare con un remix. Esatto. Vuoi fare una cosa da club? Esatto. Allora poca voce, drittone, un giro di basso, monocorde e così. Vuoi fare una cosa che vada in radio? Allora Subentrano altri fattori, fattori, sicuramente. e questa è la scelta principale per il tipo di remix da fare. Poi ognuno ha il suo stile. Certo. Albert c'ha il suo stile, quando senti un suo remix capisci che c'è il sound Albert Marzinotto, la scrittura del basso, lui è uno che lavora tantissimo e gioca tanto con le percussioni, quindi crea dei groove, lui fa delle cose bellissime, anche arriva una cosa che io non facevo mai, tipo si inventa una cosa di percussione a un certo punto che la mette solo in quel punto, che è tipo una chicca. Sì, cioè, una sorta di feel, no? è sempre la ricerca di qualcosa di prezioso da aggiungere. Io magari tante volte sono cose che neanche non mi immagino, invece lui ha... Franz è devastante con i synth, infatti oggi ne ha portato uno che vi farà sentire un po'... c'è qualcuno che ha fatto un po' lo studio dei synth, come arrivare a quel suono? C'è qualcuno di voi? Tu? Cioè, Franz, se io gli dico fammi il suono di Yazoo, ok, parapapapapapapa, lui arriva, Cioè, io, capisci, poi in quelle cose che fanno parte proprio del processo di formazione di un produttore, arrivi anche quel giorno che dici, basta con sti plugin, che comunque, perché cerchi il forum in italiano, non c'è, lo cerchi in inglese, sound presets, Yazoo, don't go, lo trovi, ok? Cioè, è lì che ci ricolleghiamo al discorso iniziale. Cosa vuoi fare? Vuoi fare il disco che suoni uguale a quello? Sì, mi capita. Cioè, sono qui per oggi per farvi vedere i miei progetti dove non ci saranno delle cose ghost che non vi farò vedere. Vi farò proprio vedere come lavorerò, ok? Entrare dentro un progetto e la cosa figa, dove partiamo adesso subito, si poteva dire questo termine? Sì, si poteva dire. E sentire subito le parti che mi ha mandato Lorenzo Giovanotti prima di iniziare il remix. Allora, qui mi sono accorto che qualcosa sarà tagliato. Allora, innanzitutto, piccola preview del disco, che secondo me tutti quanti l'avete almeno sentito una volta. Immaginatevi il primo ascolto. Ok? Mi è arrivato il file, io ho fatto proprio ascolto diretto così. Ascoltiamo 40 secondi. Nonostante tutti i guai, è la strada più diretta verso il cuore delle cose.
che è sempre un cuore che batte, come un tamburo che annuncia la vittoria, la tua gloria, in un millesimo di secondo, fermo immagine del mondo e tu regina, ti chiami a grandi imprese, i pazzi come me. E quando io ti guardo mentre passi, fai vibrare pure i sassi, col tuo semplice procedere così sicuro. Adesso vi farò una domanda, Mi fai sentire così un poeta, iniziamo a interagire. anzi di più un profeta che annuncia al mondo l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Lo senti? Lo sento! Ok, questo è il ritornello, diciamo. Adesso domanda: che suoni sono stati usati, secondo voi? Cosa avete sentito? Boh, la voce è uno strumento, quindi tolta la voce cosa c'è? Vai. C'è un horn, sì, che è una sorta, sì, va bene. No, per horn intendiamo un brass, tipo, una sorta di... Una cosa fatta, secondo te, dal vivo o una cosa fatta al computer? Perché anche qui, adesso poi la figata è questa, no? Cioè, tieni alle parti giovanotti, musicisti pazzeschi, cosa c'è dentro? E infatti, quel suono lì, che adesso poi vi farò sentire, è un suono proprio che si sente al computer. E anche qui si sentono i suoni fatti al computer. Cioè, si sente se un suono è fatto con un synth o se è una tromba vera, ok? Boh, quindi horn sul ritornello, ok. C'è una voce, poi cosa c'è? Un piano, sì, ok. La cosa più eclatante come inizia il disco. Come inizia il disco cosa si sente? Una chitarra. Sì, un po' chiusa, sì. È una cassa gigantesca. Cioè, sentite che... Sono sempre le migliori perché... Io quando l'ho sentita la prima volta ho detto no, cioè, è un premix. È un premix, ho detto, no, non ci posso credere. In realtà il master finale suona così. Ed è una figata, eh. Era un premix, non era dire oh questi qua come hanno fatto il disco, perché poi io ho un ricordo di quest'estate che mentre ci stavo lavorando ero in un ascensore di un hotel e sentivi il disco poi delle prime settimane lo mettevano ogni 10 minuti sto disco, non so se vi ricordavate. E nelle casse, cioè da dentro un ascensore ho detto sentirò tantissimo la cassa, visto che ho il ricordo 3 giorni prima di aver aperto tutti i vari stemmi. In realtà la cassa che ve la farò sentire poi in solo è una cassa gigante, molto molto gonfia, che però nel mix non è così invadente, cioè è un disco che alla fine suona perfetto quest'estate, cioè in radio non è che dicevi che male che suona, anzi poi quando arrivavi nel drop era proprio, cioè questa cosa qui è stato l'elemento geniale del disco, no? Quello che ha fatto esplodere tutto, insomma ti riporta proprio con i ricordi al tour che ha fatto. Va bene, quindi a me sono arrivate queste parti meravigliose e quando arrivano le parti di Giovanotti non vedi l'ora di aprirle e capire un po' cosa ci sta dentro, no? E cosa fate voi? Allora, fate gli alternativi e togliete tutto o utilizzate qualcosa di quello che vi è stato dato? Ok? Ok, vedi, perché poi questa è una cosa che ne ho fatti di remix negli anni, e anche Franz. E qui è proprio una cosa, cioè tutta la musica è un aspetto soggettivo, uno può partire come cavolo gliene pare. Io per esperienza, e Franz secondo me ci eravamo già finiti su questo discorso, non ci piace stravolgere la canzone, ma è una cosa mia personale. Stravolgere significa andare a cambiare gli accordi. Se posso darvi un consiglio, cioè io se dovessi dare un consiglio a uno che domani mi dice senti voglio iniziare a fare dischi, devo fare un remix per Marrakesh, cambio tutta la melodia? No, gli direi, perché l'artista comunque l'ha sentita in loop 100.000 volte quel brano e non apprezza, secondo me,
però è una cosa personale, mi è capitato di riscrivere delle melodie, però cambiare proprio il giro armonico, a parte che si rischia di andare a far castronate se uno non ha delle conoscenze musicali, giusto? Assolutamente. Cambiare gli accordi, cambiare proprio la melodia di come nasce un brano su una voce, diciamo, che rimane senza tanti giramenti di note, quindi non so, un artista trap, rap, si può fare anche, no? Dove c'è una melodia, dove la voce segue una melodia, insomma, è molto rischioso. Quindi io la cosa che ho fatto è stato non modificare niente, cioè l'elemento del disco, diciamo cardine, è rimasto proprio il motivo del disco, quindi da lì sono andato a sentirmi proprio le parti e avevo queste chitarre. Sei un po' sì, no ma ce l'ho. Queste sono le chitarre che mi sono state mandate. Qua ci sarebbe la voce, Sentite? Chitarrina. Poi c'è questa cosa qui, un keyboard. Questo basso qui molto house. Occhio, che poi in realtà è un basso fatto con un M1, sembra. Sentiamolo in solo un attimino. Ha un'altra cosina sopra. Senti che Già, sì. sentite che Ci sono due elementi. ci sono due elementi, sentite, no? C'è proprio il basso che fa bu 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 e sopra una punta che si sente molto nei dischi house classic, no? Sì, Future House. Quindi la struttura del disco, la composizione del disco originale, seppure il disco poi il risultato finale sia un disco pop, ha una struttura molto dance, se sentite, no? Poi, cosa fighissima, che questo qua è il discorso che vi facevo prima, no? Questi sono loop. Yeah. Cioè questo non è un percussionista che sta suonando, ok? Però ce l'hanno agganciato bene, quindi... Adesso il brano diventa magico, perché qui siamo nel bridge, diciamo, la parte prima del ritornello. Altra chitarra. Questo piano. Adesso vi faccio sentire quella cosa, grazie per l'assist che mi hai fatto prima delle percussioni. Allora, sentite questa percussioncina qui? Occhio. Oh. Arriva. Ok, sto bonghetto. Sul mio remix, questa parte qui, io sono andato a loopare, perché nell'originale bisogna veramente tirare le orecchie per sentire. Vediamo se riusciamo a sentire. Al mondo, l'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova Tra poco, era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa cosa io e te nello stesso momento. Forse la prima. Vabbè, comunque quel bonghetto lì, tu, sarà un elemento fondamentale nel remix che sono andato a fare. Quindi, questa cosa qui per dirvi, per non farvi troppa confusione, che io quando mi arrivano le parti da questi artisti qui, ma qualsiasi parte in generale, io me le studio proprio a manetta. Cioè sto lì e me le ascolto un giorno intero. Perché se vi è capitato fare un remix per qualcuno, vi arrivano le parti, no? Ascolti, bello questo basso. Lo filtro, lo taglio, lo faccio, lo metto dentro. Poi ti accorgi, questa è una cosa che ho imparato da te, Franz, perché facendo dei vari remix insieme, io mi sono accorto che una volta tu avevi utilizzato delle parti, faccio, ma ste trombe dove le hai trovate? Tu mi hai detto no, c'erano nell'originale. Significa che io all'inizio non mi sono studiato attentamente le parti, che secondo me è fondamentale, e quindi le avevo dimenticate. Quindi io mi sono stato 2 giorni a sentirmi tutte queste parti, ho detto cosa faccio? Uso tutto. Questo bonghetto, senti che lo ripeto di nuovo.
ok? Però ovviamente sentito così sembra una cavolata, poi nel complesso verrà un bel risultato. Allora, da qui vi inizio a far sentire la mia versione, ok? Quindi il disco parte con sempre con la chitarra, ma gli ho aggiunto un basso sotto che accompagna la voce. Occhio. Allora, il Can You Feel It che è utilizzato anche nel brano originale l'ho rimesso dall'inizio, ok? Perché Lorenzo mi ha detto: "Oh, Albert, fammi una roba da pista, bello house". Quindi sto Can You Feel It, che è un disco di storico house, anziché come Lorenzo alla fine l'ho messo subito all'inizio, così almeno uno dice ok, siamo in quel mondo lì. Chitarra come l'originale, ma adesso è figo, un po' più house. Le foto che ti prendo di sorpresa quando C'è non sto ti metti in sub-bass posa, sotto. sono sempre le migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo sai. Ho domande anche, È la strada più diretta verso il cuore delle cose, che è sempre un cuore che batte come un tamburo. Cambiata che la annuncia cassa, vittoria, la tua un po' più gloria, composta rispetto a quell'altra, ok? Però voglio farvi sempre quella parte lì. Allora, innanzitutto ho fatto questo giochino qua con questi stab. Allora, chitarrina. Fammi vedere dov'è. Le foto che ti Eccolo prendo lì. di sorpresa quando non ti metti in posa sono Senti sempre che ripeto. le migliori perché colgono la verità così com'è e tu Ok, lo li avete sentiti questi stab, ve li metto da soli, ma erano abbastanza alti, quindi con la voce secondo me stavano bene, no? Quindi io ero partito proprio a sta cosa qui, migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo sai nonostante Insisto. tutti i guai è la strada Occhio. più diretta verso il cuore delle cose che sempre Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato degli elementi che nel suo brano non sono stati utilizzati con questa ripetizione, perché comunque nell'house music ci deve essere una ripetizione, ok? Il brano deve essere molto ripetitivo per entrare in testa. Quindi ho utilizzato queste cose e l'altro elemento che sono andato ad inserire è il basso sotto, che adesso non lo trovo, ma lo troverò. le foto che ti prendo di Vediamo. sorpresa Tolgo un po' di roba, sono così sempre capisco. le migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo sai nonostante tutti i guai è la strada Non lo più trovo, eccolo qua, diretta verso scusate. il foto che ti prendo. Ecco, è una figata, Perché per fare questo suono, cosa faccio? Ho utilizzato 4 suoni. Sbagliato? Giusto? L'importante è che le frequenze non vadano una sopra l'altra, quindi tra l'altro poi l'abbiamo anche forse sistemato insieme questo? Boh. Vabbè, comunque c'è, per farvi capire, per chi è un po' meno esperto, cosa significa 4 suoni? Che per fare quel suono mi serviva di questa punta più questa una sorta di coro sotto, non sembrano quasi delle voci, una sorta di string. Nel complesso sentite che è un bel suono cattivo. Senti con la voce. In posa sono sempre le Figo, migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo E sai adesso vi vado ad nonostante inserire tutti i guai, gli archi è la strada e più quegli diretta stabili. verso il cuore Senti delle che effetto. foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori perché colgono la verità così com'è e tu lo sai nonostante Non tutti i contento? guai, è la strada Non contento, ho più detto, diretta bisogno delle verso il percussioni. cuore delle cose. Foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa la verità così com'è e tu lo sai Ok? nonostante Cioè, tutti i guai è la strada più per fare un diretta buon piatto verso di il pasta cuore delle asciutta cose. Foto ci che vogliono ti tante prendo cose. di sorpresa Ok? quando non ti metti in posa E su queste cose Lorenzo è un pazzo scatenato.
Nel senso, quando gli ho mandato poi il primo demo del disco, mi fa fighissime le percussioni in tonalità. Capito? Cioè, magari nel mix non le ho volute tirar fuori troppe, perché sennò facevo una cosa del genere. Senti. Esagero, ok? Mi dava fastidio, doveva essere proprio un colore. E da lì ho proseguito. Ci siamo? Si capisce come sono partito? Sì? Ok. Da lì sono partito, quindi basso suo, non l'ho rifatto qua. Quella che è cambiata sicuramente è la cassa. La cassa della versione originale era una cassa molto gommosa, Sì. addirittura sembrava il primo preset di Kick di Nicky Romero, come Sì. l'accendi, tum, tum. Addirittura forse un po' troppo. Sì, però poi siamo rimasti un po'. Sì, siamo rimasti, no? Però vedi, è come quando abbiamo sentito la prima volta i dischi di Billie Eilish, no? Suonano diversi dagli altri, no? Quindi quella è la grande differenza. Questa è invece una cassa un po' più ferma, no? Sì, questa è una cassa volutamente, infatti, proprio sulla base di quello che vi ho detto poc'anzi, mi sono studiato bene le parti e ho detto, mi piacciono gli archi, mi piacciono quegli stab lì, li andrò a ripetere. La cassa non mi piace. Poi ecco, un'altra cosa che non faccio mai in un remix, quasi mai la cassa vado a risuonare quella del brano originale, perché se è un remix, cioè un minimo, un tocco di originalità ci vuole, ok? E quindi ho scelto di utilizzare un kick più piccolo. Se la cassa è più piccola c'è più spazio per far entrare dentro le cose, e quindi da lì ecco qua, qui che c'era un momento un po' di buco nell'originale, io sono andato a farmi queste percussioni qui, scusami, questo è un synth, ho fatto una sorta di fill comunque di batteria che adesso non lo trovo, che però sentirete, ok? Sentite? Tratta, che sono degli snare di una Roland 808. Io lavoro molto con Machine. Chi di voi conosce Machine? Ok, qualcuno non lo conosce. Machine praticamente è una sorta di controller dove c'ha tutta una serie di pulsanti, dove lo trovo molto utile per fare percussioni, fill, rullate, anche proprio groove di batteria. Io ho parlato con Leo Di Angilla, che è un percussionista di Giovanotti fortissimo, e mi diceva appunto che lui vorrebbe iscriversi ad un corso, che fa ridere, perché poi questi vogliono sempre, dicono che non sono bravi, ma sono dei fuoriclasse, cioè se tu ci parli insieme, è quello che vi dicevo all'inizio, cioè chi fa musica non si sente mai bravo, un figo, cioè sente sempre che deve imparare, quindi lui, che tra l'altro l'ho visto anche suonare con le dita, quindi cassa rullante, Charleston, eccetera, eccetera, e mi ha detto, voglio iscrivermi ad un corso perché ho visto della gente su YouTube con Machine che fa dei groove pazzeschi, ok? Quindi Machine lo utilizzo molto perché ho certe figure ritmiche in testa che magari con la tastiera o con il mouse mi trovo in difficoltà, o comunque, cioè sta percussione qui è nata così, sto fill, così, guarda. Ok? Cioè era una cosa che avevo in mente tradatta, e allora ho detto boh, ed in 5 minuti è una cosa che mi è piaciuta, lì è rimasta. È un colore anche questo, ok? Però un colore che mi serve poi ad arrivare a proseguire nella stesura. Qua aggiungo un hi-hat classico, open. Qua ho voluto far sentire un po' di clap, e qua sono andato ad inserire questo basso che ho scritto io, pom, pom, con una cassa filtrata, super house. Prima sta cosa nell'originale non c'era, cioè, già il disco girerebbe così. L'inizio di una nuova era. L'inizio di una nuova era. Stiamo pensando alla stessa. Questo kick è diverso da quello di prima, ok? Kick è la cassa. Come ti chiami? Simone.
Oh, attenzione che Simone impara più di tutti oggi. No, secondo me. allora tu devi dire a Simone che se per la prossima settimana non studia, perché è il mio allievo, Ah, ok. tu mi telefoni e mi chiedi, ha studiato Simone? Allora, a che ora facciamo lezione noi? Venerdì alle 5. Ok, venerdì alle 5 mi chiami, Ok. mi chiedi se Simone ha studiato. Ok, va bene? mi ricordo. Quindi, vabbè, la cassa di prima era più una cassa, quella che entra nel bridge. L'inizio di una nuova era. Ho chiuso le alte L'inizio di una perché mi nuova serviva da creare un po' di suspense. Ok, riattivo tutto. Drop, che termine. L'ho scoperto quando ho fatto Top DJ Drop, perché è troppo tamarro, caspita. Però lo utilizzo anch'io da quella volta. Dov'è Vanni? Vanni, tu lo usi Drop? Certo, ti stimo. No, quindi il drop è la parte, diciamo, dove si va a concentrare il momento più figo di un disco, no? Che già nell'originale era molto forte. E qua io cosa ho fatto? Tolgo la voce. Sentite che il disco è più movimentato rispetto all'originale? Perché? Perché ho scritto questo basso che non c'era nell'originale. Ok? Questa è una cosa che apprezzerete, perché pian piano inserisco le cose così capiamo bene cosa ho fatto. Cassa, basso, poi iniziamo ad inserire clap, groove, ma prima del groove inseriamo un po' di cose sue. Stab, quelle che avevo usato prima, no? Questi sono i loop di percussione che avevano già nell'originale. Senti, questo non si sente, però nell'originale c'è sta roba, a parte quel tu. Sti bonghetti. Vado, inserisco un po' di cose. Questo qua è il famoso miscuglio di groove che fa rotolare il disco. Franz insiste molto su queste cose. Senti, c'è un sacco di roba. Attenzione. E qui domanda o comunque pensiero che sorgerà spontaneo per molti di voi. Però io non uso tutta quella roba. Bravi. Cioè, nel senso che non è detto che utilizzare troppa roba porti a un risultato migliore, anzi è l'errore un po' di tutti, no? Giusto? Non vi capita molte volte di dire però poi quando il risultato è buono, diciamo, cioè quando hai il master finito, quando il disco sta passando in radio, dici boh, fortuna che ho inserito quella robetta lì, no? Come molte volte capita, perché è umano, dire caspiterina, forse quella cassa lì, Franz, non mi è piaciuta quella cassa lì che abbiamo usato, c'è già successo. Questo disco qua poi è stato masterizzato da Luca Pretolesi, lo conoscete? Sì? Chi è che lo conosce? Alzi la mano. È un ingegnere del suono fortissimo che vive in America. Un italiano che vive in America. Caspita, come mi ha mandato indietro il master, a parte che abbiamo avuto l'approvazione nel far fare il master proprio da Lorenzo Giovanotti, mi ha detto sì Albert, lo mandiamo a masterizzare a lui, e non è che ha cambiato il mio lavoro, il master è quella fase finale che si fa di un disco per renderlo, spiegami tu. Il master è quella cosa che dà il tocco magico al tuo disco, che però deve già suonare bene. Il mastering è una sorta di finalizzazione per dare il giusto livello al disco, equilibrare alcune frequenze, magari renderlo più cristallino, dare più apertura stereo, dargli più pumping. Esatto. È una cosa che viene fatta nel 90% dei casi sul tuo file stereo finito. Ma se tu fai un disco mixato male, il mastering non può fare miracoli. Diciamo che per chi fa musica questi sono dei riferimenti come Luca, questo ingegnere del suono, pazzeschi, nel senso che quando Lorenzo mi ha messo in contatto con lui, diciamo, non è che si è avverato un sogno, ma quasi, perché comunque
hai a che fare con gente che ha mixato Diplo, Laser, sì, Major Lazer, Steve Steve Aoki, ma fare il Williams, cioè Sì. stiamo parlando con uno che comunque davanti al computer non ascolta. E lui mi ha detto, quando gli ho mandato il pre-master, io ero già pronto a piangere, ok? Oh Albert, suona perfetto, per me va bene così. Chiamo Franz e gli dico, no, mi ha detto che suona perfetto, cioè ho metà piglia per il culo. No, in realtà il disco mi piaceva, anzi, prima di mandare il master finito, il pre-master finito a Giovanotti ci pensi 7 volte, ok? Quindi non è che siamo abituati a lavorare con un risultato di mix finale già buono, secondo il mio punto di vista, ok? Anche perché quando lavori per questa gente non è che puoi rischiare di mandare una cosa e dirgli, boh, però la cassa sono incerto, la vedrò la prossima settimana. Cerchi comunque di accelerare i tempi perché Devi mandare un prodotto al 90%. al 90%. Perché magari solo tu sai cosa devi andare a modificare Esatto. ancora, ma chi ascolta non lo sa e dice no, ma c'è qualcosa che non va. Quindi bisogna sempre cercare di mandare un prodotto che dia il 90% del risultato, che abbia il 90% del risultato, perché sennò la persona dall'altra parte potrebbe interpretare. Esatto, potrebbe interpretarla come questo ha fatto un brutto lavoro. Visto che siamo già alle 16:10, quindi cercheremo di utilizzare le altre 2 ore a disposizione per farvi sentire anche altri progetti, corro un po' avanti per farvi sentire quest'ultima cosa. Chiedetemi pure se avete degli elementi che magari volete sentire in solo. Per esempio questo basso che vi ho fatto sentire prima, avrete capito, rafforza il disco in maniera più dance, no? Cioè gli dà quel tocco un po' più house che nell'originale non c'era. L'ultima cosa che volevo far sentire è la pausa che troveremo prima dell'ultimo lancio, che è una cosa che mi piace fare perché proprio è un modo per ingannare la pista. Occhio, la pista intendo in discoteca, no? Sono tutti lì che ballano, wow. Inizia una nuova, stiamo pensando alla stessa cosa, io e te nello stesso momento. E quindi qua tutti po, e invece no. Oh yeah. Funziona, credetemi. Basso che ho fatto io con queste trombe. Molto intenso questo momento. È una reazione chimica, è l'eterno movimento, come in cielo, così in terra, come fuori, così dentro. Stiamo pensando alla stessa cosa, io e te nello stesso momento. E poi pian pianino va ad ammorbidirsi fino a proseguire nella sua stesura. Queste sono le sorprese tipiche di Albert. Sì. Anche nel disco nuovo che stiamo facendo, un giorno è arrivato, senti, ho fatto questa parte, ho fatto una parte, c'è un inedito, quindi speriamo di farvelo sentire prima o poi. Sì. A un certo punto lui si è inventato un giro di basso completamente diverso, cambio di tonalità, che ha fatto la figata, ragazzi, che io non l'avrei mai fatto, non mi sarebbe mai venuta l'idea. Non possiamo farlo la sera. Grazie. No, ma forse non ce l'abbiamo neanche, quindi. Però ecco, c'è il suo marchio di fabbrica, crea la situazione che non te l'aspetti, no? Sin dai primi lavori che abbiamo fatto assieme ho notato in lui questa ricerca proprio nel dettaglio o nel dare qualcosa in più. Grazie. Questa è proprio una cosa molto preziosa che lui ha. Questo aiuta, scusami solo se ti interrompo un attimo, per far capire anche chi magari non ha mai avuto un approccio con i remix, che fare un remix, come avete visto, non è prendere le parti, buttarle in un progetto e cambiare la cassa. Ok? Perché molti di voi potrebbero pensare, vabbè, però hai usato un sacco di roba sua. Vabbè, raga, ho usato un sacco di roba sua. Le chitarre, come fai a togliere un riff di chitarra del genere? Fa il disco e da pazzi. Cioè, sta chitarra qua toglierla è
se penso alle finalità commerciali di mercato, dico togliere sta chitarra toglie tutta quella atmosfera, quella magia che aveva il progetto originale, ok? Quindi questa cosa che tu hai detto la faccio perché mi studio attentamente le cose, cerco di concentrarmi sul progetto proprio originale e da lì cerco di vestirlo in una maniera più elegante. Questa è un po' la mia interpretazione che cerco di dare a un lavoro fatto da me e che abbia un sound che sia riconoscibile. La cosa che volevo aggiungere proprio e che è bella di questa storia dei remix è che Jovanotti è uno che ha sempre dato grande visibilità e grande spazio ai remixer, è che quando escono i remix difficilmente trovi due remix di due DJ diversi che si assomigliano. Sì. Cioè, ognuno ha il suo sound, ognuno ha iniziato il disco in un modo, un altro in un altro, e questa è una cosa veramente interessante. Infatti se andate a sentire i remix di Benny Benassi più EDM, il remix di Cremon un po' più commercialotto, il suo classico Albe Marzinotto, poi c'è ancora uno che non mi ricordo di chi con gli è. Jackie Juice Rockers, No, loro hanno fatto un altro pezzo, c'è ancora uno di Pinax, adesso non mi ricordo. Insomma, ogni remix ha un sound diverso, inizia in un modo diverso, si sviluppa in un modo diverso. Chi rimane dritto su un accordo e lo fa più club, così. Cioè, addirittura, sì, finisci. Addirittura anni fa Jovanotti ha fatto fare, lui metteva le voci disponibili online, dopo la Universal, lo so per certo, ha detto di bloccare un po' sta roba perché diventava troppo dispersiva, ha fatto fare remix a Il Mondo e dopo i migliori 30 remix li hanno messi in una compilation, Sabato Mania Remix, la canzone Sabato, dove io avevo 3 versioni dentro, perché ho fatto la mia versione elettronica, poi ho fatto una versione con Giovanni Verni a Johnny Groove, molto club, dove lui diceva sabato sera, una cosa un po' clubbone, e poi ho fatto la versione Music Boutique dove ho stravolto tutto, dove ho cambiato l'armonia. Che ecco, in quel caso l'avevi fatto. Bossa nova, sì, completamente. Ma in questo pacchetto di 30 remix non ce n'è uno simile all'altro, cioè la creatività dei giovani producer o dei DJ è bella proprio per questo, ognuno legge e rilegge una canzone a modo suo, e questa è una figata proprio dei remix, proprio una bella storia. Un'altra cosa che volevo agganciarmi a quello che ha detto Albert, e dopo magari passiamo a un mio remix. Sì, assolutamente, magari chiediamo se ci sono qualche domanda. Una cosa che io ci tengo a dirvi che per avere un risultato, io spesso sento dei lavori fatti da altri dove magari le idee sono buone ma sono realizzate a un potenziale del 50%, il 50% dato dalla carenza nella cura dei suoni o nella padronanza del saper far rendere i suoni in modo professionale. Questo è un aspetto molto importante di chi produce o remixa musica, perché non basta mettere una cassa in 4 e un basso per dire ho fatto un remix. Per far suonare una cosa così, come Albert vi ha fatto sentire che quel basso iniziale aveva 4 elementi, il suono di basso, un suono un po' più vocal noise, un suono con la punta, e la cura maniacale che bisogna avere per far suonare bene un disco è quella, proprio dire questo suono che sto usando suona bene, suona professionale o suona da provino, suona da base karaoke. Spesso sento delle idee fatte bene dal punto di vista dell'idea ma realizzate con queste carenze. E un'altra cosa che invece vi dico e vi chiedo: quanti di voi producono musica? Alzate la mano. Quanti di voi sanno veramente suonare uno strumento? Ma veramente suonare uno strumento? Ok. Come vedete, tanti producono musica usando magari la tastierina legata al computer, ma cercano gli accordi con il mouse affinché gli suona bene. Non è il metodo giusto per fare musica, perché io un giro armonico do, la minore, fa sol, lo posso suonare mettendo le note col mouse e suonerà intonato ma suonerà scolastico, e invece se io sono un pianista che sa suonare posso cercarmi diversi rivolti, diverse posizioni, diverse furberie armoniche per far suonare in modo più professionale lo stesso giro armonico, ok? Quindi quello che io ci tengo a dirvi è che se fate i produttori, volete diventare dei bravi produttori, dovete assolutamente studiare la musica a un buon livello. Albert è un bravissimo DJ ma suona la tastiera,
pianoforte, la chitarra, la batteria. Fosse più tempo sarei forse più bravo. Cioè, bisogna, non c'è via di scampo, perché poi una ritmica la puoi scrivere bene, Sì. ma fare un bel giro di basso, se tu non hai suonato nella tua vita 70 giri di basso delle canzoni degli altri, non avrai mai l'idea di come poter scrivere un bel giro Ho di anche la capacità di uscire da quella visione, no? Perché tante cose che si sentono in radio ti viene da pensare, ma cavoli, sta roba l'ho già sentita, però è gente che ci sa fare dietro, eh. Allora, vi dico questa cosa qua. L'altro giorno mi hanno commissionato un lavoro, come sempre i lavori sono sempre urgenti, devi farli per domani, per le musiche per un video per Turismo FVG, che avevano già fatto fare le musiche ad altri, il classico piano, con i violini, così. Ma erano delle basi che sembravano delle canzonette da karaoke, o quelle che compri da 30 euro. Loro volevano un qualcosa di più magico. E io ci ho lavorato un giorno in piena, e mi sono ascoltato dei riferimenti. Cosa importante da fare? Ascoltare sempre dei riferimenti, perché tu ascolti un riferimento e ti si illumina, ti si accende una lampadina, se no rischi di entrare in un tunnel e non venirne più fuori. Allora, mi avevano dato dei riferimenti di quei pianisti tipo in Audi, per farti capire il mondo, il piano con gli strings, melodie magiche, arpeggi, però le cose troppo malinconiche messe sotto questa immagine che c'era una barca a vela che partiva in mezzo al mare. Non legava con l'immagine, ci voleva un pianoforte e un'orchestra che abbia un po' più di ritmo, e gli esempi che avevano messo loro erano abbastanza giusti, ma con un giro armonico scolastico, proprio scolastico. Allora mi sono ricordato che il produttore, uno dei produttori più in voga in questo momento in Italia, che ha fatto questo pezzo con Giovanotti, il famoso Dardust, che produce dei giornalisti, che quindi mi dice dei giornalisti, mi viene il vomito, scusate, produce Mahmood, tutto quanto, è un pianista pazzesco che fa concerti di piano solo o piano con orchestra, con una scenografia di pianeti, e io ho detto aspetta che ascolto cosa fa questo Dardust al pianoforte. Cioè fa dei pezzi pazzeschi, è un pianista pazzesco, è un pianista, progressioni armoniche, arpeggi di sinistra, temi, orchestre vere che entrano, è un genio della musica, che però sa anche fare soldi di Mahmood, tanto di cappello. E allora non è per dire... Sì, la padronanza ti permette le conoscenze ti permettono di girare all'interno di qualsiasi mondo, perché comunque se uno produce Tommaso Paradiso e Mahmood ci sono delle cose un po' diverse, no? Sapersi girare, no? Utilizzo proprio questo termine, in maniera proprio professionale e credibile non è da tutti. E quello che quindi voglio dirvi è che saper bene la musica, conoscere bene come funziona l'armonia, suonare tanti brani degli altri. Infatti la mia scuola migliore è stata che quando ero ragazzino avevo in camera mia, avevo il mio angolino studio vicino al letto, avevo 2 synth, una batteria elettronica e un 4 piste a cassette. Vi parlo dei primi anni 80, i computer per fare musica non esistevano. Io per imparare a fare gli arrangiamenti mi ascoltavo in cuffia le canzoni degli artisti che mi piacevano, Michael Jackson, Howard Jones, tutti quelli che usavano l'elettronica, e ricostruivo suonando a mano, perché non esistevano appunto i computer, tutti gli arrangiamenti, ma in quel modo lì capivo, guarda cosa fa qui il basso, guarda cosa fa qui la batteria, entravo proprio con la testa dentro l'arrangiamento, era un ascolto proprio, come dire, millimetrico, sì, no? sì. E ricostruivo l'arrangiamento finché non lo facevo uguale. Da lì è partita la mia passione per fare gli arrangiamenti e quindi poi i remix. Che si fa tuttora, Sì. si deve fare, perché Quindi la cura maniacale dei dettagli, della scelta dei suoni, delle parti è fondamentale. Non dovete prendere sotto gamba, io sì, metto una cassa in 4, metto un clap, metto un po' di riverbero. A me arrivano dei provini che sono un disastro da quel punto di vista lì. Bisogna imparare. Oggi il producer, che è la persona che sta davanti al computer, è una cosa che ho detto tante volte anche in altre occasioni, racchiude più ruoli rispetto a una volta. Una volta andavi in studio e c'era Franz alle tastiere, Luca alla chitarra, Tony al basso, Johnny alla batteria, poi c'era il tecnico del suono e il direttore artistico. Adesso, il tecnico del suono mixare. Adesso tutti questi elementi sono dentro una persona unica che deve essere in grado di scrivere una parte di batteria, un giro di basso, la tastiera, fare il mixaggio, scegliere i suoni, dare l'arrangiamento,
fare il mastering, fare la copertina, Sì. pubblicare. No, sto ancora Cioè, pensando alla figura del direttore artistico, me lo una volta immaginavo. c'era il produttore esecutivo che era quello che pagava e il produttore artistico che era quello che dirigeva l'arrangiamento del brano e metteva sì. insieme e una volta per fare un singolo di una canzone si stava anche un mese in studio. Io una volta ho fatto un album a Milano per un artista giovane di Trieste, abbiamo fatto un album, quindi 12 canzoni in un mese, in uno dei più prestigiosi studi che adesso ce l'ha Mauro Pagani, lo studio sui Navigli a Milano. Noi eravamo nella sala B, quella dei poveri, no? Sì, che era figa, Sì, però. era bellissima. Bellissimo. Nella sala che c'era, dove fanno anche l'orchestra, hanno registrato anche i Muse, per intenderci. Sì. C'era Umberto Smaila che registrava una canzone per un film di Natale. No, sì, quelle robe lì. Allora, noi nel tempo che in un mese abbiamo fatto un intero album, perché avevamo poco budget, eravamo gli sfigati di Trieste andati a Milano, lui in un mese ha fatto una canzone. Un giorno sono stati un intero pomeriggio a fare i lanci del tom. Perfetto. Cambia. Che è quello No, che faccio io, Cioè, comunque, vabbè, torniamo a noi. Vabbè, volevo, prima di passare a te, Franz, chiedere se avete qualche domanda Sì, bravo. riguardo a questo progetto, anche altre cose. Sì, vai. Sì. 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 Magari è inconscio, ma probabilmente è anche così. Ad esempio la chitarra, io probabilmente con l'esperienza che ho alle spalle ho detto questo elemento non lo tolgo. Non so se in quel momento la mia scelta fosse stata quella di gusto o anche comunque di cose che non si possono toccare, no? Non ti nego che rispetto un po' delle regole, cioè non è che faccio il vichingo e faccio un po' quello che mi pare, no? Ho rispettato un po' questa gerarchia di elementi che ho sentito che rendevano il brano originale, erano essenziali nel brano originale, quindi ho detto, boh, secondo me Lorenzo, poi vabbè, con Lorenzo insomma c'è un bel rapporto, quindi abbiamo anche se mi convoca vuol dire che abbiamo anche delle visioni abbastanza comuni, no? È capitato insomma nel suo tour quest'estate che diversi dischi insomma ci siamo confrontati, gli sono piaciuti, poi li ha suonati lui nel suo DJ set, quindi tornando alla tua domanda, insomma, certe cose con un po' di esperienza tendo a lasciarle lì e magari ad arricchirle, magari ecco, gestendo i volumi, il mix, puoi far venire fuori meno la chitarra rispetto all'originale, magari nel mio, aggiungendo già quel sub bass che vi ho fatto sentire sotto prima, già con questo perdi un po' la chitarra perché ti porta in un'altra dimensione, no? E poi sai che più frequenze vai ad aggiungere, più le cose risultano sempre meno nitide, no? Vi è chiaro questo concetto, no? Meno elementi ci sono, più senti solo quelli. Ah, ok, buongiorno. Buongiorno. Va bene, quindi altre domande velocissime perché poi abbiamo... Sì, vai. Questo programma si chiama Logic Pro. Molti usano Ableton, un sacco di programmi, io mi trovo bene con questo. Studio One, ad esempio, tu hai iniziato, lo trovo essenziale, ma anche per chi utilizza Ableton trovo essenziale. Poi dipende come tante cose io le registro con delle tastiere esterne, no? Quindi il programma funge solamente da session di registrazione. Però trovo che sia un programma molto interessante perché c'ha dei plugin, quindi proprio nella fase di compressione, di equalizzazione, molto validi, ok? Io utilizzo molto proprio le cose che ha il programma di default, per capire cos'è un'equalizzazione, no? Magari per chi non fa musica, un'equalizzazione, ad esempio, particolare che ho notato prima visivamente era ad esempio questo suono qui.
che è una frequenza diciamo media, il suono nasceva così. Senti, grattava sopra che non mi piaceva, quindi sono andato, anzi in realtà vedi c'è un'automazione che adesso non sto facendo dal vivo. Con la verità, pian pianino mentre sta per ripartire si tende un po' ad aprire, no? Ok? E quindi ci lavoro da anni con questo programma, mi trovo bene. Altra domanda e poi lascio la linea a Franz. Altre 2 domande, vai, prima te. Sì? Autodac sarebbe tipo l'oscillazione del... Ah no, bravo, no, c'è un LFO tool che fa... Intendi tipo sidechain? C'è questo effetto che rimbalza, no? No, no, in realtà il suono nascerebbe così. Ok? Poi io sono andato a fare questa equalizzazione, poi gli ho messo un compressore per tenerlo un po' lì, no? Il compressore serve per tenere il suono sempre un po' in soglia. Rido perché è una battaglia sta cosa del compressore. L'LFO tool che rimbalza, che in realtà rimbalza perché qui entra la cassa. No, in realtà no, entra nella versione extended, vabbè. Però quando c'è la cassa fa così. Quando c'è il battito della cassa, il suono rimbalza e quindi lascia lo spazio per la cassa, ok? Questa è un po' la spiegazione del sidechain. E poi ci ho messo un Saturn, che non è Saturnino, hai messo dentro Saturnino col bassista? No. Ci ho messo sto Saturn, che è una sorta di distorsore, che mi sporca un po' il suono, che però qua entriamo in un viaggio e non so chi è dentro il viaggio dei distorsori e quelle cose lì, non finiteci, che è una cosa brutta, cioè non si dorme di notte, e quindi no, nel senso che per rendere il suono un po' più real, come quando si attacca una chitarra all'ampli, il suono di una chitarra non è mai un suono clean, pulito, no? Immagino una chitarra distorta, è bella distorta. Va bene, passo la palla a Franz. No, c'era un'altra domanda, scusa. Sì, allora le voci, bella domanda anche questa. Le voci, bella domanda. Le voci sono un mestiere a parte, è vero. Cioè io non mi reputo fortissimo, soprattutto quando registro cose inedite, ho sempre bisogno di Franz per equalizzarle al meglio. Lui insomma ha molta più esperienza di me. Non è facile sistemare le voci. Attenzione, guarda, figata, vi faccio sentire una cosa. Finisco di rispondere e così poi ti faccio sentire il riferimento e poi lascio Franz. Allora, la voce io ho tolto un po' di basse. Che ti prendo di sorpresa quando non ti... La voce aveva già un riverbero suo. Ci arrivano le voci già trattate. Ci arrivano già trattate. Mi è successo di chiedere anche delle voci dry, però il riverbero è il riverbero suo, senti. Quando non ti metti in posa, avete sentito che c'è un ambiente, un ambiente intendo, sembrano che siano cantate dentro una chiesa, per capirsi, non sono asciutte. Che ti prendo di sorpresa quando non ti c'è metti una sorta in di posa, eco. sono sempre le... E sono andato a fare 2 equalizzazioni, queste vale te a capire perché le ho fatte, però si sentirà. Che ti Occhio, prendo di spengo. sorpresa quando non ti metti in posa, sono sempre Si sono un po' le migliori incupite. perché colgono Io sono la andato, verità, così come le ho rese un po' tu più lo brillanti, sai, nonostante tu... e in più gli ho inserito sto exciter. Non finite dentro il viaggio dell'exciter come il viaggio dei distorsori, perché sennò anche questa è una brutta magagna. L'exciter cosa fa? Fa risaltare un po' di più certe frequenze, ma sono convinto di sentirla solo io sta cosa,
Foto che ti prendo di sorpresa. Sentite che è un po' più quando non cupa. ti metti in posa. Sono sempre Adesso le l'accendo. migliori perché colgono la verità. Exciter è un eccitatore di armonici, praticamente ti permette di rendere più cristallino un suono in un modo che con l'equalizzatore non riesce a farlo, perché eccita gli armonici alti ed è molto utile per certe situazioni, anche per restaurare magari suoni un po' più sporchi, così dargli un po' di più brillantezza. Allora, concludo con sta figata. Questo è il Rosso Relativo di Tiziano Ferro, disco che forse gli ha permesso di diventare famoso. Questa era la voce registrata quando era agli esordi e adesso lui non canta più così. Occhio, eh. Guarda, mi è capitato di sentirlo in radio qualche settimana fa, proprio per il discorso di come vengono trattate le voci, no? Sembra una papera qua, credetemi. La voglia scalpitava, strillava, tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola. Senti il Paola, c'è una cosa... Oh Paola. Qua è calante, secondo Paolo è La calante. noia quella sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi. Se sentite questo, che è l'ultimo, senti che la voce è molto... Sul tuo viso loro due stanno ancora Ok, insieme. canterà più basso, però c'è un trattamento della voce decisamente diverso. Vabbè, Quindi, all'epoca Canova lavorava a casa sua, tipo aveva uno studietto a Padova quando ha fatto il primo disco di Tiziano Ferro sì, esatto. e lì però gli è svoltata la vita. Però gli è svoltata la vita, sì, nel senso che l'idea era molto forte del disco, ma Ah, credo guadagna. che se gli fosse rivolta questa domanda a Tiziano Ferro ti risponde non voglio più sentirlo come hai fatto quel disco. Poi così. Vabbè, no, finito io. Quindi Io ho tocca- avuto l'onore di sentire, di mixare nel mio studio un demo di Rosso Relativo cantato da Elisa in inglese. Una figata, immagino. Era una bomba pazzesca. Dopo non ho capito perché non è mai uscita questa cosa qui. Forse lei aveva fatto la versione inglese per Tiziano Ferro, che dopo invece per questioni discografiche non è mai uscita. Cioè lei gli ha scritto il testo e ha cantato il demo e Rigonata è venuto da me per fare un mix veloce perché non aveva cioè stiamo parlando veramente di 20 anni fa. Sì, certo. E io ho sentito Rosso Relativo cantato da Elisa in inglese, era ragazzi un pezzo, una bomba internazionale pazzesca. Allora, volete che ci fermiamo 3 minuti di numero? Bagno, cose del genere, e poi Franz fa... Come volete? Alzi la mano per chi vuole fermarsi 3 minuti? C'è qualcuno, dai. C'è Dai, qualcuno? Dai, allora, anziché, visto che sono in pochi, voi andate intanto un attimo fuori, immagino sia bagno, bevanda, eccetera, eccetera. Caffè, sigaretta. Frattempo qualche altra domanda, dai, anche sigaretta, Io sì, tanto dai. cambio il cavo, posso? Intanto Franz fa un changing. Chi vuole si può alzare e andare fuori un attimo. Se no intanto- Chi mi offre un caffè invece? Grazie. Caffè macchiato, grazie. Oh, 5 minuti di numero facciamo, cicca proprio, no? Zucchero minimo. Per me no, grazie. È interessante? Sì? Oh, Ci si addormenta? Deve ancora arrivare le figate. ragazzi, se non me lo ricordo io, ricordiamocelo tutti, facciamo una bella foto di gruppo alla fine, qua con Albert, foto... Adesso vediamo se funziona qua, devo raccontarvi un po' di belle cose. Questo suona? Sì, certo. Abbiamo cercato di... Allora mi raccomando, vedi studiare perché anche Albert chiamerà. Ti do... Ecco il biglietto da visita di Albert. Vai. Lui studia pianoforte. Deve studiare un po' di più però. Sì. Vai a vedere un po' di video di Albert quando fa il DJ. Cerchi Albert Marzinotto, vedi che cosa fa. Ci vediamo quando? Venerdì, mi raccomando. Ok? I wanna gonna is gonna wait. Ciao. Grazie a te, ciao. Come va Lori? C'è qualcuno che è arrivato un po' tardi, no? C'è forse qualcuno.
La cubista, la concubista. Sta andando... Ah sì, si vede, sì. Chi ha fatto 1 milione di streaming su Spotify? Già? Sì? Vabbè, non è possibile, mi basta pagare. 10.000 euro un giorno ti fanno? È una persona che lo fa e... Intestazione sono io. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille. Ah, ok. Cominci. Allora, dove l'avevo messo? Qua. Come stai? Tutto bene? No, 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 ma no, cioè anche col telefonino se tu devi andare via. Ah, ah, ok, ok. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, me l'hanno portato. Ok. Sai qual è la figata di questo CD? Cioè, a parte le mille possibilità, è che hai questi fili che non ha nessuno, praticamente su due fili, no? Due risonanze. Questo taglia gli altri. E li bassi. Fai tipo una cosa del genere. Non li portate però perché cioè, hai un po' di... Ma tu cosa fai con i paletti? Puoi decidere di incrociare filtri Sì, con sì. robe qua, qua, collegare con synth esterni, però non ho avuto mai tempo di mettermi là. L'ho comprato solo perché era bianco.
uscito tipo... Non l'ho sentito. Cerca Who is Elvis? Allora, dobbiamo gestirci bene il tempo adesso. Sì, adesso vi racconto nel dettaglio e anche un paio di aneddoti o di cose interessanti, insomma, del mio ultimo remix per Giova, ma anche su qualche cosa dei miei precedenti remix. Who is Elvis? Chi è? Beh, lui? Questo sì, vai Who avanti. is Elvis? Vai avanti? Fighissimo. Da campionare. Discorso delicato. Who is Elvis? Dopo vi racconto una cosa del campionamento. Who is Elvis? Da campionare tutto. Senti, Who is Elvis? aspetta. Who is Elvis? Anche la cassa, cazzo. Perfetto, che disco è? Perfetto. Guarda che è una bomba sto disco. È così tutto? Quando arriva il pantalone c'è l'intro un po' lunga. Ma è l'intro che mi piace. Who is Elvis? Vedi? Groove sotto. Sto groove qua, Franz, cos'è? Sono quei groove proprio Quelli che si usavano tipo, cosa sono? tipo i funky drummer. Funky drummer, no? Quei... Perché poi anche chi non è del mondo, no? Magari fa pop o... Cioè comunque dietro ogni genere ci sono degli escamotage, Beh, ad delle esempio, tecniche. Parlando proprio di groove, fai sentire questo groove, no? Sì. Quando entra quel loop... Cioè fin qua è ignoranza totale, no? Perché non è Questi del sono genere. Cassa, Charleston e Bonghetti, no? Si sente bene? Sì. Who is Elvis? Questa roba qua, sì. Ecco, questi groove qua sono groove di batteria, sono presi dei loop di batteria, ad esempio il famoso loop funky drummer di un pezzo di James Brown. Sì, come no? Che faceva... L'hanno sentito tutti quello. Sì, sì, Un sì. batterista che suona preso e accelerato veniva usato tantissimo nella musica dance, nella house. Questo è Vari- famosissimo, cioè, 10 house of funky, questo funky drummer groove loops. Sentiamo. ecco, Eccolo lì. quanti dischi sono stati fatti house, tipo ad esempio Found Love, oh yeah, non è di Double D, Vanni, Double D. Vanni, io so già che te hai già un progetto in testa. Adesso Found che ti ho detto Love. sta roba. So già. Ma per farvi un esempio pratico, l'uso del campionatore ha sconvolto il modo di fare musica. Sì, questo è un aspetto Perché il importante. campionatore, che era nato per campionare il pianoforte, il violino e la tromba, ha cominciato a campionare groove di batteria e giocarseli. Ad esempio, a metà anni 90 è nata la jungle music, che usava questi groove qua funky accelerati a 160 bpm, tagliati a pezzettini, facevano tipo infatti in quel disco lì si sente, la musica. Senti? Infatti qua Senti? è un funky drummer tagliato, uno di questi, perché ce ne sono diversi con questo stile. Sì, sì. C'è Bobby Bird, un gruppo che si chiama Bobby Bird, funky drummer, e ce ne sono tante. Uno che ha usato in modo spregiudicato questi groove è stato Fatboy Slim. Ah, sì, 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 vero. E io ho un CD di campioni di Fatboy Slim dove ci sono tutti questi groove qua. Va bene. Allora, Vai Franz. adesso io vi faccio capire come invece ho realizzato il remix. Allora, parte la corsa remix e con Giovanotti ci scriviamo e lui mi fa: Franz, fammi un remix, ma non di Nuova Era, che lo fanno già in tanti, scegli tu di quale altro pezzo. Quello mi fa, quello di Ralph, oppure mi ha detto un altro, tutto un fuoco, non mi ricordo, mi ha detto. Allora io sono andato a sentirmi per capire che pezzo fare e sono andato a sentirmi i vari pezzi dell'album e mi sono immaginato, vi faccio sentire la versione originale fatta da DJ Ralph, che è un DJ storico. Pensate che io ai primi anni 90 lavoravo in uno studio di Udine, Palace Recording Studio, uno studio fighissimo con dentro il mixer Solid State, dove sono stati prodotti dischi famosi da Africa Bambata, Einstein Dr. DJ, Atahualpa, Modo, Giovanotti è stato lì a fare dei remix. Era uno studio di un DJ famoso, Andrea Gemolotto, un DJ underground, molto, lui è
benestanze di famiglia, suo padre era un famoso chirurgo e quindi aveva messo su sto studio con il mixer Solid State, che è uno dei mixer più usati. Solid State e Neve sono dei mixer più usati al mondo, costano 500.000 euro. Adesso ci sono i plugin. Adesso ci sono i plugin, però quella volta non esistevano i plugin. E io andavo lì a lavorare ogni giorno, quasi ogni giorno, a produrre dischi. Facevo il produttore, il tastierista per altri o per prodotti miei, progetti miei. E quando noi alle 8 o 9 di sera finivamo di lavorare, prendevamo la macchina e tornavamo a casa, arrivava Ralph, questo famoso DJ, che è un DJ storico della musica house in Italia, come con lui Cocoluto, Gemolotto appunto all'epoca e tanti altri. Delle vere e proprio star, star veramente. Star della questi. musica house in Italia. E andava lì e loro lavoravano di notte, perché i DJ di giorno dormono e di notte fanno i DJ. Pensate che all'epoca questi DJ facevano, c'era un altro mondo nella musica da discoteca, Gemolotto faceva tra sabato e domenica 3-4 servizi da 2 ore ciascuno, dove si portava a casa 6 milioni di lire a servizio. Era talmente forte e famoso, un DJ di tendenza, andava al Muretto, a Jesolo, faceva dalle tipo 2 alle 4, poi prendeva la macchina, andava a Milano dalle 6 alle 8, poi faceva in Svizzera l'after party, poi tornava indietro. Lui tornava a casa con 20 milioni di lire ogni weekend facendo il DJ. Ma lui aveva vinto un campionato DMC a Londra. Sì, era una persona, tra l'altro ho avuto anch'io la fortuna di conoscerlo. Pianista anche lui, no? Pianista. Il mio primo disco, adesso vi faccio, devo fare veloce, però il mio primo disco, vi racconto un aneddoto importantissimo. Cerco di farlo veloce. Io mi sono avvicinato alla musica, io suonavo musica jazz, suonavo musica pop italiana. Nell'84 con un cantante italiano di Trieste, giovane, abbiamo aperto tutti i concerti di De André, siamo stati scelti da De André per aprire i suoi concerti. E io avevo 18 anni, quindi io ho avuto la fortuna di fare molto giovane delle esperienze molto professionali nel mondo della musica pop. E mi piaceva suonare anche la musica jazz, ma mi piaceva anche ascoltare la musica elettronica. Rockets, Kraftwerk, Howard Jones, che era un tastierista americano. A un certo punto un mio amico mi ha fatto conoscere un giovane produttore inglese, un ragazzino che aveva 16-18 anni, che si chiama Adamski, è ancora in attività questo, che lui negli anni 89-90 andava a suonare ai rave party a Londra con tastiera, TR-909, campionatore, faceva pezzi basso, bass line, giri di piano e aveva un vocalist di colore, Rastaman, e faceva questi pezzi house dal vivo davanti a migliaia di persone. Aveva fatto un CD che si chiamava Live and Direct, ha venduto bombissime di copie, registrato dal vivo su un DAT, o tipo in un hotel, avevo letto, e lui faceva i rave party dal vivo. Adamski, andate a cercarlo perché esiste ancora, alla mia età adesso. Io sono rimasto folgorato da questo e ho detto anch'io voglio fare sta roba. Ho preparato un progetto con, usavo campionatore Akai, TR-909, un mixer 12 canali, e un Juno 106, un Roland D50, e andavo in discoteca con tutta sta roba. Ho preparato un set col computer Atari, quindi un computer, e mi sono buttato un po' alla cieca, non ero ancora esperto nel fare questo genere musicale. Mi sono un po' buttato e ho preparato un set live che caricavo con i floppy disk nell'Atari, con tutti i pezzi di Adamski più famosi che andavano in sequenza e io suonavo dal vivo. E poi avevo fatto 2 set da un quarto d'ora ciascuno con dei pezzi che avevo scritto io, ma ero agli inizi, quindi non ero esperto, non sapevo scrivere delle robe in modo figo, però erano interessanti. Vado a Bibione, alla discoteca Arena, che era un locale di tendenza dove veniva gente da tutta Italia a fare le serate, e vado lì alla reception come un pirla da Trieste con la mia macchina, sono andato lì e dico ciao, io sono musicista, ho fatto questo progetto di musica elettronica dal vivo tipo Adamski, e la titolare mi fa sì, conosco Adamski, vi può interessare se vengo a suonare qui? E lei mi fa, parla con i suoi soci, mi fa guarda, se tu vuoi vieni qui a fare una serata gratis, vediamo come va, in caso ti facciamo suonare altre volte. Allora io lì avrei potuto fare due cose. Potevo dirgli, senti, io ho fatto il Festival Bar, ho suonato prima di De André, ho fatto un sacco di dischi, gratis non vengo. E loro mi dicevano, boh, stai a casa. E invece io ho detto, va bene. Sono andato lì,
un sabato, ho montato tutta la mia roba, cavi, MIDI, computer, cioè il disastro, oggi non lo farei mai, a 18 anni, a 20 anni lo potevo fare, ho montato la mia postazione, parte la serata, DJ, poverino è morto, si chiama Stefano Guerra, un DJ potente dell'epoca, tutti in piena, c'era all'epoca dei rave party, tutti col marsupio, la maglia col cappuccio, gli stivaletti, i palladium neri, cioè le salopette, era il periodo quello lì, 89, 1989. Io ero lì pronto, mi dice adesso in esclusiva per voi, nome d'arte inventato al momento, Mr. Frankie, e io parto col computer, parte il pazzo di Adamski, tutti è venuta giù la discoteca, io ho suonato lì tutta l'estate, pagato profumatamente. Questo nel lontano? 89, aspetta, nell'89. In quella discoteca lì, ogni sabato, oltre a DJ famosi, ed oltre ai Righeira, venivano ospiti a ballare i Righeira, tipo Johnson Righeira, Carolina Dam, gente figona, andava un mio amico che faceva il produttore, assieme a Gemolotto, faceva il produttore, che ha prodotto dischi famosissimi, e che aveva un negozio di dischi vicino a casa mia a Trieste, e che è lui che mi ha fatto conoscere Adamski. E lui mi fa, Franz, ho sentito un tuo pezzo che mi è piaciuto tanto, avevo usato i campioni illegalmente, avevo campionato Slave to the Rhythm di Grace Jones, cioè Slave to the Rhythm, e lui mi ha prodotto il disco, mi ha portato in studio, nello studio di Gemolotto, mi ha prodotto il disco, quindi lui ha pagato lo studio e mi ha aiutato a fare il disco. Questo disco è uscito sulla DFC, che era una delle etichette più prestigiose all'epoca, Dance Floor Corporation, dove uscivano i dischi oltre che di Gemolotto, di Ensadotto DJ in Modo, Africa Bambata, Tawa, Ricci, cioè insomma un'etichetta molto prestigiosa. In questo mio disco, che ha fatto 2-3 mila copie di vinili, quindi non è stata una hit, c'era una versione che si chiamava Dance to the Trance, che aveva un riff che faceva, con un suono molto trance, faceva un riff così, però un suono molto bells. Questa frase era nel disco da sola, alla fine c'era una versione che si chiamava Dance to the Trance, partiva solo con questa frase e poi entrava la cassa e durava 2 minuti. Se voi andate su Discogs e scrivete Frankie O Generator, Dance to the Trance o Dance to the Rhythm, è stata campionata in 18 dischi diversi. 18 dischi diversi, tra cui il primo in assoluto è stato un singolo dei Technotronics. Io ho filmato la SIAE del disco con i Technotronics, perché la mia casa discografica se n'è accorta, e non è che sono andata in causa e ho detto guarda che questa frase è di nostra proprietà, perché quella mia frase è stata messa diciamo così illegalmente in un CD di campioni per DJ, c'è scritto Free Sample for DJ. È stata la mia fortuna, perché io ho preso per 20 anni diritti d'autore dal disco dei Technotronics che ha venduto tutto il mondo. Franz al Ferrari, Sì, questa roba. Che sì, pensate? L'acqua minerale. Aspetta, ragazzi, l'avventura non è finita. Dopo 30 anni io sto ancora prendendo soldi. Abbiamo vinto una causa con la Sega Master System, che ha preso la mia frase e l'ha messa nella colonna sonora del gioco Sonic. Ho preso i soldi dalla causa, che l'avvocato gli ha fatto a causa. Ho appena preso i soldi da una cantante francese della Universal che ha fatto un disco pop con la mia... andiamo al Kikidi. È già tutto organizzato. Abbiamo vinto la causa, ma 6 mesi fa, no, in agosto ho preso i soldi, dopo 30 anni, con una cantante della Universal. Ma adesso voglio chiudere il cerchio di questo discorso. Adesso siamo in causa con un produttore americano che ha fatto un disco già negli anni 90, ma non ce ne siamo accorti, che si chiama Best Can You Hear Me, che è uno dei pezzi più usati per sentire gli impianti nelle macchine, perché ha dei bassoni. C'è la mia frase dall'inizio alla fine, un video su YouTube ha 62 milioni di visualizzazioni. Siamo in causa in questo momento. Un famoso rapper tedesco negli anni 90 aveva usato, e nel retro di Who is Elvis, nel vinile di Who is Elvis, per caso, c'è un pezzo con la mia frase dentro. Questo discorso è solo per dirvi che se io quel giorno lì avessi fatto l'arrogante e alla ragazza della discoteca gli avessi detto guarda, io gratis non vengo, perché io ho già fatto il festival bar, perché io ho suonato prima dell'Andrea e io in questa discoteca di merda gratis non ci vengo, dico, cosa mi sarei perso? Ci sono questi step fondamentali. Questa cosa qua io la racconto sempre perché è una lezione di vita. L'umiltà
E la prima cosa è sempre far vedere quello che si è capaci di fare e non essere mai pretenziosi e arroganti. Detto ciò, andate a vedere su Discogs, cercate Frankie O Generator Dance to the Rhythm e vedrete che c'è scritto campionato, no su Discogs, sì, su U-Sample, come si chiama questo? U-Sampled, sì, è un sito, VHO Sampled, è un sito fighissimo che potete dare tutto quello che hanno rubato. Sì, vi dicono, tipo, andate a vedere come hanno fatto i dischi dei Chemical Brothers o dei Prodigy. C'è un pezzo dei Prodigy che sono campioni degli altri dischi. Ma dopo quando finisci tu facciamo un po' quella fase lì, vi faccio vedere un po' di robe su Sample che cambiano un po' la giornata. Così capite un sacco di robe. Bon, questa era una mia esperienza positiva che vi serve da lezione. positiva. Allora, adesso vi racconto come ho fatto questo remix di Giova perché è una bella avventura. Io ne ho fatti tanti di remix per Lorenzo il remix dei Music Boutique di Tutto l'amore che ho versione bossa nova, lui è capotato e mi ha scritto che voleva conoscermi di persona, mi ha invitato nel 2011, lui era piccolino, c'è la foto che lui era alto 1,20 m e mio figlio Lorenzo, siamo andati, mi ha voluto conoscere a Conegliano, è nata una bella collaborazione che è anche un'amicizia e lui ha inserito quel remix tra i migliori remix della sua carriera, che ha fatto un pacchetto per i suoi 25 anni di carriera, una versione bossa nova dove io ho tenuto solo la voce, andatevela a sentire, ho cambiato tutta l'armonia, quello che si diceva prima, ho cambiato gli accordi jazzy, diciamo così, bossa nova, basso vero, sassofono, batteria, cioè lui non se l'aspettava, io avevo scritto ti manderò un remix che non farà mai nessuno. Perché la voce di Giovanotti, scusi ti interrompo, si presta a fare questo tipo di lavori, Cioè, non sono tutti brani, ma comunque lui ha comunque la sua scuola è il rap, no? Lui è nato da là e ha mantenuto, se senti molte strofe dei suoi dischi, non hanno tanti ghirigori, no? No, infatti, cioè, sono molto dritte, quindi puoi permetterti molte volte di uscire da... Praticamente io con queste intuizioni, io gli avevo già fatto la versione elettronica, ma col trip dei Music Boutique, io ho un progetto Music Boutique, facciamo proprio questo, prendiamo le canzoni famose e le rifacciamo in versione swing, boss, electro swing, funky, cioè tipo abbiamo fatto i Daft Punk in Latin Jazz, non so per dire, Get Lucky, o facciamo Smoke on the Water in swing, cioè suoniamo dal vivo e con questo trip ho avuto questa intuizione. Una sera torno a casa, era appena uscito la versione bossa nova, tutte le radio, da Radio DJ, tutte le radio passavano la nostra versione e una sera dopo mezzanotte mi è arrivata un'email di Giovanotti che era in autostrada e mi ha scritto ciao maestro, sono in autostrada e ho sentito per radio la versione bossa nova, mi ha fatto tanto piacere, volevo dirtelo buonanotte. Cioè lui è rimasto molto colpito perché tutti facevano l'elettronica, tutto l'amore che è un pezzo dance, e io ho fatto bossa nova con tutti gli accordi modificati, con l'assolo di sax e così. E un altro remix importante che ha avuto, che tra i tanti e lui è quello che ha preferito su tutti, è stato L'estate addosso, che è un remix che ho fatto 5 anni fa, che lui poi ha usato per chiudere tutti i concerti negli stadi. La cosa bella che io ho fatto in quel remix, e che è una cosa che io sto sempre attento, è come inizia il remix. Secondo me l'inizio è una cosa che ho imparato negli anni. L'inizio è, come dire, il marchio di fabbrica. Tu fai play, le prime 8 battute devono già far capire cosa sta succedendo. E da lì mi collego al fatto della scelta di quel giro di Shaken. Dopo lo facciamo sentire. Per me, quando fai play, tu già devi colpire l'ascoltatore. Non devi dire, boh, ma le prime 8 facciamo così. No, le prime 8 battute devono già lasciare il segno. Allora, L'estate addosso iniziava, quella di Giovanotti, ve lo faccio sentire perché sono elementi importanti. Vi faccio capire perché a Giovanotti, dopo lui faceva le storie su Instagram, diceva questo mi piace, questo, cioè ripeteva che gli piaceva la mia versione per un motivo principale. Allora sentiamo come inizia questo. L'estate addosso, un anno è già... Io che cosa ho fatto? Ho ribaltato la situazione e secondo me magica. Vediamo se addosso. E infatti lui ha chiuso tutti i concerti per questo motivo qua. Vediamo
faccio la radio. Sentite? L'estate e la libertà. Cioè, il fatto di partire con la voce così e il marchio della canzone l'estate, cioè ho creato un inizio che non era l'altra versione uguale solo con un'altra cassa. Ho cercato di creare le prime 8 con un carattere particolare. Al che Lorenzo, io sono andato alle prove nello stadio ad Ancona prima della prima data nel tour degli stadi 2015. Ho visto in anteprima il concerto, lui mi ha fatto vedere l'inizio, è sceso dal palco e mi ha detto: allora cosa ti sembra l'inizio, che veniva fuori dalla botola? Cioè, c'era un video all'inizio spaziale, una bella storia. E dopo 2 giorni c'era la prima data, io sono andato alle prove tipo 2 giorni prima della prima data. La notte tra il venerdì e il sabato della prima data, alle 3 di notte mi arriva un'email da Lorenzo e mi scrive: Franz, posso chiederti un piacere? Cioè, rendetevi conto dell'umiltà. Mi manderesti la tua versione del remix senza le voci, con poche voci, che la facciamo per la chiusura del concerto, così la gente ci canta sopra quando noi salutiamo il pubblico. Ma me l'ha chiesto, cioè, posso chiederti un piacere? Non so se vi rendete conto, Giovanotti mi dice, cioè, lui è così, è una persona umile, è una persona umanissima e umilissima, oltre che di grande cultura, perché poi anche di musica sa tutto. Quando mi chiedeva un remix con i Music Boutique, mi diceva: ascoltati quell'artista brasiliano che usa quelle chitarrine caratteristiche, cioè lui sa tutto di tutto. Lui ha quello che si diceva prima degli stems, no? Quando ti arrivano gli stems devi ascoltarteli bene e capire. La conoscenza musicale è anche questa cosa qui, no? E quindi tu hai rigirato il disco, hai preso una cosa che non era stata badata, o comunque che era un elemento forte, ma l'hai voluto valorizzare. Sicuramente lui ha apprezzato questa infatti cosa. Infatti la partenza, secondo me, così. L'estate e la libertà. Pensandoci, cioè, col senno di poi potranno farlo anche nell'originale, perché l'originale parte senza L'estate addosso, un anno e... buono. Questa non è una cosa di culo, Questa io l'ho studiata, ma è una cosa che sono 30 anni di esperienza. Io mi ricordo che il fonico con il quale facevo i dischi diceva: un cantante quando registra una canzone, le prime parole che dice deve dirle meglio di tutto il resto del disco, perché se uno parte un po' timido e dopo canta bene, è l'inizio che ti rimane impresso all'ascoltatore. Come ti presenti, la prima cosa che fai, come entri con la voce, devi stendere tutti. Poi se la terza strofa è cantata un po' peggio, ormai la gente è già entrata nel brano. E io qui ho adottato questa tecnica. All'inizio, quando uno fa play, deve avere una sorpresa. E questo è importante per la scelta del remix. Boh. Sì, perché l'extended... Qua il DJ deve mixare, no? Mixa e quindi non devi rompere le balle. Al limite io ogni tanto gioco con le voci equalizzate un po' radiofoniche, metto cioè, capito? Tante volte nell'extended ci metto delle vocine. Bella cassa comunque. Sì, infatti non so che cassa sarà. Una cassa EDM. Te l'avrà rubata Fisher questa. Può essere. Va bene, adesso torniamo invece, vi racconto la storia di questo remix. Vi racconto la storia che è una bella storia. Allora, aspettate che lo trovo. Eccolo qua. Allora io ho deciso di fare questo. Sono le solite di sera. Ascoltiamolo un attimo. Ascoltiamo questo. Questo remix, questa versione che ha fatto con Ralph. Ralph qui ha lavorato con un sistema molto alla vecchia, da DJ House primi anni 90. Questi sono pezzi di dischi campionati messi insieme. È un po' anche un pastone, sentite come suona male? Questo basso secondo me l'ha suonato Giovanotti. Perché io vedevo i video. Detto fra di noi fa abbastanza schifo. Cioè è un pastone, giusto?
giusto? Tu che puoi, molla tu che puoi. Sono un po' impastato. Secondo me sembra un pezzo fatto con la mano sinistra. Cosa facciamo? Facciamo una roba tipo, secondo me, io già la vedo, Ralph ha messo 4 lupi insieme, ha scritto un giro di basso e Giovanotti ha scritto un testo che ci stia sopra, giusto per riempire l'album, ok? Questa è l'impressione. Vero, suona anche di merda. Una ballerina favolosa, una ballerina Blocca un attimo. una ballerina favolosa. Chi è che non ha sentito il remix di Franz? Non l'avete sentito? Occhio adesso, Non l'avete sentito? Io ci sono rimasto male quando l'ha fatto. Ma- Male in bene perché è figo. Non perché... Allora, Perché questo era la parte, questo è il brano originale, adesso sentirai il remix. allora vi racconto l'evoluzione di questo. Boh, questo è tutto così, è tu un pastone. 6 minuti e 46 di pastone. Cioè, una merda. Ma me l'ha detto in tanti DJ anche una cosa. Un basso vero più un basso synth insieme. Sì, c'è un po' una somma di frequenza un po' strana, no? Sì. C'è un disco proprio facciamo giusto per riempire, ok? Allora, quando io ho detto faccio questo, e in una precedente email con Lorenzo si era parlato del fatto che c'era un ritorno del mondo, infatti è vero, c'è un ritorno dell'house anni 90 in questo momento. Cioè sia un ritorno degli anni 80, ma anche ascoltando anche, ad esempio, ultimamente, l'altro giorno ho beccato per M2O Solardo che ha rifatto Move Your Body, Sì. Move Your Body, un pezzo house anni 90, bellissimo, che l'hanno rifatto, ma non è che l'hanno stravolto, è quello con una ritmica un po' più pulita, un po' più decisa. C'è questo ritorno dell'house primi anni 90. Allora io ho avuto un'intuizione che in qualche modo si lega anche ad Adamski che vi ho detto prima. Io sono andato in studio, ho avuto gli stems della canzone, li ho stesi sul computer, ho chiuso tutte le tracce, ho tenuto solo la voce, ho messo la mano sulla tastiera con un suono di basso e ho scritto un giro di basso rifacendomi a un pezzo di Adamski, che poi è quello che sarà nel remix che adesso vi faccio sentire, con il mio synth Arturia, che è un synth potentissimo, cioè non è che ho cercato 6-7 linee di basso prima di trovare quella giusta, per culo ho fatto una linea di basso che era quella che poi è rimasta, cioè ho avuto la fortuna di trovarla immediatamente. Mi sono ispirato, vi faccio sentire tutti i passaggi perché sennò il discorso non ha senso. No, che cazzo sto prendendo? Scusate. Mi sono ispirato a un giro di Adamski, ecco, che adesso vi faccio sentire il movimento ma non le note. Vediamo quale poteva essere bass line, vediamo se è bass line, change my life, vediamo se è questo. Non so se è questo. No, allora forse è Energy. Devo trovarlo un attimo, voglio farvi sentire il giro giusto. Se non lo trovo, questo è un remix che ho fatto adesso. Non è neanche questo. Mi sa che quel primo disco che ha pubblicato negli anni 90, dei primi anni 90 non c'è. Questo era il giro di probabilmente eccolo live adesso lo troviamo in questo album qua. Parte? Sì, sentite il basso. Questo è il bass line l'acido che ho usato anch'io, il bass line acido. Sentite il basso che fai adesso. Anni 90. Qui la gente andava
suona malissimo sto disco. È registrato in un hotel con il DAT. Piano. Ok, gli elementi sono bass line acido, giro di basso, TR-909, la batteria, e il giretto di piano. Ok? Io ho detto, voglio fare un remix che suoni House 90 sporchissimo così come logica. Ok? Allora ho fatto il giro di basso, ho fatto, mi si è aperta una roba qui che non serve, un giro di piano, ho fatto un video su Instagram e gliel'ho mandato a Lorenzo prima di cominciare. E questa è la sua risposta. Vediamo se si apre. Ti faccio il remix House 90 che spacca veloce il giorno tutti i suoni caratteristici dell'epoca, bassline, acid house, eccetera. Risposta e qui ero io che suonavo il basso e il piano. Favoloso cazzo. Questa è la sua risposta, favoloso cazzo. E qua c'erano i video dove io stavo provando queste robe qua, ok? Ok. No, perché dovremmo fare un'enciclopedia di questi messaggi di Giovanotti, perché secondo me gli diamo spunto per fare un nuovo album, capisci? Perché ha delle esternazioni proprio... No, ma adesso io vi racconto una cosa, ragazzi, che voi non ci crederete. Voi sapete che lui ha fatto un pezzo nell'album che si chiama Sbam. Allora io 2 estati fa ho pubblicato un volantino nel mio Instagram, lui mi segue, della mia scuola di musica, dove ho scritto corso di batteria per bambini, baby drummer, dove c'è un bambino nero di colore, insegna mio figlio quel corso lì, con una batteria con tutti i loghi, boom, bang, pow, sbang, quelli dei cartoni animati, no? Sapete i fumetti? Sì, quelle cose lì, e c'è sto bambino alla batteria, corso di baby drummer con questi fumetti, bang, boom, sbam, pum, pam, splash, no? Ho fatto questo volantino coloratissimo e io come lo pubblico dopo un po' vedo che Giovanotti mette il mi piace, dopo 2 mesi esce il pezzo, sbam. Io ho detto, cazzo, Giovanotti mi ha copiato l'idea, ma ve lo giuro, è vero, ma Giovanotti è furbo, Giovanotti ha rubato un'idea a Albert. No, dai, è brutto da dire. No, di la verità. Albert non è, ma è un'idea furba, nel senso che Albert aveva rifatto un pezzo di... Bill Withers, con anche la chitarra di un mio amico che è là in fondo, e lui mi aveva scritto, bomba questo, fratello. Cioè, lui ha preso un disco famoso di Bill Withers. 2 anni dopo, cazzo, è uscito con lo stesso giro. Nell'album dopo, Giovanotti ha preso il giro di Bill Withers dello stesso disco che ha preso, sì. ha fatto lui un bootleg e ci ha fatto una canzone sopra. Cioè, è pazzesco. Sì, attenzione, non è un difetto, È quello che dicevo all'inizio, quel discorso lungo, poetico che ho fatto, dei riferimenti di quello che si ascolta, che bisogna ascoltare. È lì il segreto di tutto. Infatti, quando poi Franz finirà, ma adesso vi farò sentire il progetto, vi farò sentire un po' di cose su Sample, quel sito che aveva citato, perché ci saranno veramente degli spunti per tante persone che magari non sapevano di... infatti la furbizia sta nel copiare senza farsi beccare, no? Anzi, vi dirò una perla che mi è stata tramandata da qualche anno. Copiare un'arte, vero Vanni? È una brutta frase, ma è un'arte. Saper copiare un'arte. In che modo? Devi saper copiare senza Devi saper copiare, ma copiare non vuol dire plagio. Plagio è una cosa, copiare è un altro. Cioè, scusa, se tu hai un riferimento... chi è che non vorrebbe... un calciatore che non vorrebbe essere come Messi o Cristiano Ronaldo? Ok? Copi magari il modo di lavorare, insomma, anche prendere spunto da come uno calcia. Stessa cosa nella musica. Vabbè. Allora, praticamente io sono partito dall'idea di dare un sapore house anni 90. Sono partito dallo scrivere proprio il basso con il mio synth Arturia, che è un synth potentissimo, che adesso vediamo se suona. 3, 2, 1. Allora, quello di Adamski faceva io l'ho girato, la risposta invece di scendere sale, ma il mood è quello, ma non è plagio, perché non è copiare, poi è un'altra tonalità anche, no? Ok,
ok? Quindi sono partito da questo e ho cominciato a prendermi tutti i suoni delle batterie elettroniche usate appunto all'epoca, tra la 707, la 909, la 808, tutte le batterie Roland, e mi sono costruito una ritmica che adesso qua ho tutti gli elementi. 707. Sì, cassa 707, non ho usato una cassa violentissima, una cassa che ha una bella punta, i giochi di rimshot classici della house anni 90 che facevano queste ritmiche con il rimshot della batteria elettronica, questo legnetto, no? Sentite, questo è il rimshot della batteria, ho detto da capo. Cioè, ho cercato di emulare quello che io facevo all'epoca, perché io facevo i dischi già all'epoca, sono tornato indietro di 30 anni, quindi avevo già questo giro, cioè qua già fai ballare con due elementi, una ritmica e un basso, eccoli i groove, chi non se li ricorda questi groove funky drummer? Quanti dischi House 90 hanno questo vicino? Loop storico, ok? Bene, qua c'è ritmica e fettine, Poi che è difficilissimo da dire. poi un'altra caratteristica delle ritmiche house anni 90 erano le congas. A un certo punto, per far crescere, occhio, 1, 2, 3, proprio così, molto finte. Anche questo è 707? 707, 727, che era la versione Lati. Ah, ok. Questa qua è una macchina della Roland che faceva questa, quindi siccome c'è qualcuno che non fa musica, tipo voi due, no? Giusto? Tipo, le conga non per forza di cose devono essere fatte da un percussionista e con le percussioni vere. Queste erano proprio delle macchine esterne, tipo quella là, dove appunto c'erano questi suoni campionati che tu suonavi. Anzi, proprio è il fatto di essere fitto che fa figo in, sì. in questo Cioè contesto. non è il finto sfigato. Cioè, ok? il Finto suono figo. elettronico della congas in questo momento, in questa situazione è più funzionale rispetto a magari a un bel campione di una conga vera, perché magari suonerebbe troppo bello, deve suonare finto, elettronico, ok? E dopodiché, dopo che cosa ho fatto? Ho detto, boh, usiamo il bass line, il famoso TB303, per aggiungere il suono acid, il basso acido. Avete presente di cosa sto parlando? È una macchinetta che fa i suoni di basso con una caratteristica, con una risonanza un po' elevata, che dà questo senso qui. Ve lo faccio sentire un attimo. Sentite? Adesso ho spento il bassone Arturia, e questo che dà quella punta un po'. Questo è l'acid music, che ogni tanto ritorna in bomba nella house, nella techno, e l'ho sommata a questo. Questo con cosa l'hai fatto? L'ho fatto con un emulatore. Ok. Cioè io ho anche il bass line, quelli veri, ne ho tre versioni, è proprio una macchinetta, però per questioni di velocità e di comodità ho usato un plugin che ho qui, che dopo vi faccio vedere, che emula il bass line della Roland. Bene, e dopo che cosa succede? Ascoltiamo dall'inizio. Dopo sono andato a prendermi tutti quei suoni, i strings e house sample caratteristici della musica house. Sono andato a ripescarmi vecchi CD che avevo e ascoltarmi e portarmi dentro il computer proprio i vecchi suoni tipo questi. Vediamo se adesso arriva qualcosa da qualche parte. Qua, ecco. A parte le voci. Questi qua sono suoni tipo, sono degli accordi, delle trombe, delle cose che usavano i DJ per screcciare, messe nel campionatore. Infatti io per fare questo remix mi sono ascoltato tutti quei dischi. Chiaro. Cioè, Le parti sono in vendita, Franz le vende. 10.000 euro. E quindi No, però è bello, aggiungo una cosa, è bello perché il tutto, cioè tu quando me l'hai fatto sentire ci sono rimasto, perché il tutto aveva un senso, no? Cioè, una direzione. quella direzione lì, ok? Non c'è la tromba moderna
che avevamo per esempio sul remix di Nuova Era prima, ok? Quel suono finto, cioè tutto ti riporta in quel mondo lì. Questa è la figata del remix. È stata una remix. scelta proprio di dire faccio un remix House 90. Contestualizzato. E poi, quindi adesso sentiamolo con la voce, sentiamo almeno un pezzettino e sentirete che nel ritornello, per dare l'apertura, entra il famoso piano house, col modo di suonarlo, house music, che era quello che poi usava anche Adamski e tutti i dischi, i classici dischi house primi anni 90, Ride on Time, tutti quei dischi là. Quindi sentiamolo insieme alla voce, almeno fino al primo ritornello, ancora due cose e dopo vi dico l'ultima roba su questo remix. Allora, parte così, forse, no? Scusate un attimo, avevo spento questo senza volere. Parte da qua, 2, 3, 4. Parte col basso. Qua in una cassa. Adesso sentiamo le tracce separate, quindi non è proprio il mix definitivo col mastering, no? Senza mastering. Come mia zia che si dice fosse favolosa, una ballerina favolosa, una ballerina favolosa, una ballerina favolosa, una ballerina favolosa. Qua entrano una sirena classica usata nell'house 90, ci sono anche altri suoni che non ho portato. Occhio, ritornello, qui entra il piano alla Adamski, però sul giro di questo, che dà il senso di apertura, poi si richiude. Il pianino si evolve, entrano altri suoni. Questi suoni stab house proprio caratteristici. Vabbè, insomma, adesso non ve lo faccio sentire tutto, però faccio questo remix, dopo che gli ho fatto il video demo, lo finisco bene, lo mixo, faccio il mastering, gli mando un'email a Giovanotti e ho visto che in quei giorni, c'erano 2 o 3 giorni che era tipo in vacanza, non ho capito, non mi ha risposto subito. Allora, era un lunedì, era a fine agosto, a fine luglio, scusate, ero in spiaggia a Lignano, ero lì così, e dico, cazzo, Giovanotti non mi ha risposto, non gli sarà piaciuto il remix, no? E mi arriva una notifica, Giovanotti in diretta su Instagram. Io poi schiaccio per vedere e parte questo. Questa è la diretta. Cazzo, stai ascoltando il mio remix? Sentendo il remix di Franz DJ Freak. Non mi aveva risposto all'email, ho fatto una diretta. Tra un po' vi inondiamo di remix, va bene. Sono lì, allineato, in spiaggia. Fosse favolosa, una ballerina favolosa, una ballerina favolosa, una ballerina favolosa, una ballerina favolosa. Mi piace. Che è un compendio anni 90. Bello. Franz, sei matto. Poi è bello che durante il remix dice, ma qualcosa hai usato? Praticamente è l'enciclopedia degli anni 90. Vedete come entrano gli elementi? Il congas, il groove, oh yeah, proprio classico house anni 90.
sfrecciata, la sirena sfrecciata. Cioè qua spunta il Festival Bar da un momento all'altro. C'è il Festival Bar di Atlanta. Ehi! Sentite qua sono entrati i rimshot. The Rhythm of the Night! Violini. Yeah! Però scrive! Questa è Sugar. Cassa, basso, voce, tiro, energia, elementi, Questa è buoni. una 303 originale, è vero? Franz, è una 303 originale? E il famoso bass line 306. Secondo me c'è quella nuova, lo dico perché l'ho visto. Però C'ha quella nuova? l'ho visto che c'è Sai che quella esiste nuova. una 303 Sì, nuova? hanno rifatto la rolla così. Ma analogica? No. No. In realtà è Franz, Però, da lui. bene, dai. No, vabbè, è uguale. Quello originale è Quello in originale è originale. tanto, c'ha la 303 C'è anche originale. in solo di Esatto, c'è la 303 originale. Yeah! Minchia se è ausissimo. House Nation. Qua ci spunta Albertino da un momento all'altro. Tu ci riesci? Sì, balla più che puoi. qua un minuto. È impossibile. Questo è lo studio a casa sua, Ragazzi, Questa era una versione dub che ho messo in coda giusto Balla più che all'accenno, puoi, perché volevo fare una versione così, più dritta. balla più che puoi. Allora vi do un consiglio per farlo. Balla più che puoi, dovete pensarlo, ok? Che se lo dite non mi viene. Pensatelo. Balla più che puoi e dopo viene. Balla più che puoi. Balla più che puoi, provate. Balla più che puoi. Wow! Io non ci sono riuscito. Io. Minchia! Questa è fatta la versione più dritta, proprio acidissima, acida, drittissima. Oh, Franz, fammi una... tutta così. Facci una dub tutta così, dai. Poi non l'hanno pubblicata. Allora, tra un po' di giorni stiamo raccogliendo un po' di remix d'autore, di gente figa, Infatti. dei pezzi dell'EP, per cui tra un po', inizio luglio, con la partenza dei Giova Beach Party, diciamo, vi inondo di remix, ok? Franz, ti vedo! Mi ha visto che Figa io... sta versione, oh! Ci sei piaciuto? Vai. Ciao Johnny! Boh, diciamo che è stato un bel regalo questo che mi ha fatto, no? Immagino. Un bel ringraziamento. E boh, insomma, che dire, in questo caso qua appunto ho avuto la fortuna di avere sin dall'inizio le idee chiare sulla direzione del remix, perché tante volte capita, ecco, a differenza di un altro che adesso vi faremo sentire, io ci ho dovuto lavorare parecchio prima di trovare la giusta direzione del pezzo di The Leading Guy, che adesso vi faremo sentire due remix diversi, uno fatto da lui e uno da me. Qua avevo l'idea chiara, avevo già il film pronto in testa, come quando ho fatto la versione Bossa Nova. Ho detto voglio arrivare lì e quindi ho suonato, ho scritto le cose giuste senza esitazione. Qui avevo l'idea chiara, faccio un remix stile House 90, Adamski, tutti quei dischi lì. Mi sono ascoltato un po' di dischi di riferimento perché, come vi ho già detto, è fondamentale ascoltare i dischi di riferimento perché ti danno una guida sia per la scelta dei suoni, sia per gli equilibri, per l'arrangiamento, la stesura, perché sennò rischi di andare a caso e dopo ti perdi nel percorso. E infatti nel giro di 2 giorni il remix era pronto, finito e mixato. E stamattina che stavo caricando le tracce, giusto perdiamo ancora un secondo, volevo farvi vedere, però non è che abbiamo tanto tempo perché dobbiamo sentire anche ancora un altro tipo di remix, che sono due cose un po' diverse, però giusto per farvi capire, se volessimo dargli un'altra impostazione a questo remix, avevo buttato giusto buttato una bozza. Adesso poi vediamo, non so bene cosa stia suonando. Sì, ecco, era tipo una piccola emulazione
un'impostazione di una versione più dritta, più club, no? Dove più monotonica, diciamo così. Facciamo un po' la cassa. Ecco, perché volevo farvi vedere il bass line del TV303, che è questo qui. Questo è un emulatore di questo famoso bassline, che è una macchina originale degli anni 80 della Roland TB303, che io ho usato per fare questo tipo di remix. Volendo qua possiamo aggiungere tipo per registrare, non so, una casetta. Facciamo un loop. Questa è una versione un po' techno, diciamo così, no? Dove si usa sempre un accordo solo con i giochi dei semitoni, che sono queste classiche frasette un po' ipnotiche, no? La techno, la caratteristica della techno è che lavora questo gioco del semitono, che tra l'altro ho scoperto, ragazzi, è una cosa pazzesca. La colonna sonora di Jesus Christ Superstar, l'originale anni 70, c'ha un pezzo al quale poi si sono ispirati i Chemical Brothers, e da lì è nata tutta non mi ricordo qual è il pezzo, però il pezzo originale c'è un pezzo nella colonna sonora di Jesus Christ Superstar fatto con le chitarre, con i bassi, un pezzo progressive che però rock, che però ha questo giro che poi i Chemical hanno ripreso e ha dato vita alla generazione della musica techno con questo gioco di io quando ho sentito questa roba ho detto non posso crederci, è un pezzo anni 70 rock di una Figo, proprio una cena applauso a Franz, io direi, perché se lo lasciamo qui ci fa il disco, sì. Non possiamo perdere tanto tempo. Domande? Vi è stato tutto chiaro? Sì? Allora, costa 1.800 euro. Allora, io sono un tastierista e adoro mettere le mani, proprio smanettare sui synth. Poi, vi dico la verità, per comodità, guardate la foto del mio studio, ci saranno 15 tastiere dentro, perché ce le ho da una vita e poi mi piace ogni tanto comprarne una, perché sono proprio un tastierista, quindi mi piace usarle. E spesso io e Albert le usiamo. L'altro giorno abbiamo fatto un basso e dopo abbiamo fatto questo qui l'ho fatto con Arturo, però oggi come oggi, diciamo così, con i plugin, i virtual che ci sono in giro, se sei bravo riesci ad ottenere un risultato al 95% vicino all'originale. Cioè io ho un mini Moog originale in studio, quello degli anni 70, che se lo accendi ti cappotti da come suona, sì, però non ha il MIDI, devi interfacciare il MIDI, non è stabile con l'intonazione perché essendo vecchio analogico è instabile. È un tema bello spinoso questo, sì, cioè... Diciamo che se sei bravo, oggi come oggi fai suonare alla grande i dischi anche solo con i virtual. Anzi, ci sono dei virtual che hanno delle potenzialità sonore e di sintesi che un synth esterno non potrà mai avere,
perché hanno già all'interno magari anche degli effetti o dei plugin all'interno proprio del synth che ti permette di avere dei suoni che con delle macchine esterne non ce la farai mai a farlo. Quindi uno di questi è il Serum. Il Serum è un virtual potentissimo che fai di tutto e di più. Sì. Quindi diciamo, se sei un tastierista che ami anche un po' smanettare sulle macchine vere e vuoi comprarti qualche synth proprio per uno sfizio, fallo. Se invece vuoi fare dei prodotti tutto da PC, l'importante è usare dei virtual potenti, mirati, e poi saper gestirli bene dal punto di vista del mix. Quello secondo me che fa la differenza. Quello fa la differenza, sì. Quello fa la differenza. Cioè il mix è boh. Il mix potremmo parlare un'altra giornata. È un'altra giornata perché Purple Disco Machine per esempio, no? Lo conoscete? Tu lo conosci che hai fatto la domanda? È un produttore che fa house, funky, deep. Ieri mi è capitato di leggere un commento su YouTube, no? Sai, quelli più con più mi piace rimangono sopra. E un ragazzo inglese aveva scritto: tutto ciò che tocca diventa oro, che effettivamente è vero, cioè ha questa capacità comunque di fare dei bei remix. E avendo visto un po' di video nel suo studio lavora molto simile a noi, dai, l'approccio è molto simile, ok? Lui usa tanto i synth esterni. Però non è cioè lì io ho scoperto, siccome ho fatto fare dei master in alcuni brani ad un fonico di Amburgo, e lui poi insomma si è creato un bel rapporto lavorativo. Mi aveva consigliato di far mixare un mio brano a un altro fonico, quindi non lui, che mixa a sua volta per Purple Disco Machine. E lì mi si è aperto un mondo, perché ho detto ecco da dove proviene, cioè lui è bravo, però poi il disco passa a quello che lo mixa e poi a quello che lo masterizza, ma non quello che lo masterizza che è quello che ha fatto il giorno prima la band del paese. Cioè ho letto i nomi che masterizza questo, sono nomi pesanti, ok? Quindi se tutta la catena di lavoro è di alto livello, è ovvio che il risultato finale sia una bomba, insomma. Andate a sentire i dischi di Purple Disco Machine, c'è un disco che è, come si chiama, il primo funky? Body Funk. Body Funk. C'è un disco che quando ho fatto un disco, quella deve essere la chiave vincente, al di là della forza della melodia e tutto quanto, come suona il disco. E Body Funk tu lo metti in una serata, anche se la gente non lo conosce, suona talmente potente che li fa ballare, anche se non c'è stata né una voce né un riff riconoscibile. Non è che parti e tu yazoo, quello parte no? Però suona Cassa talmente basso, bene che c'è un basso analogico grande così, una ritmica devastante che la gente salta anche se non sa che disco è, e suona da paura. E i suoni sono, e lui fa i bassi con un sequenzial. Sì, non tutto secondo me, dipende. E prende tanti loop dei dischi vintage anni 70. Sì, ma è come suona il disco che non puoi stare fermo. Suonano molto bene. Infatti per quello dicevo all'inizio, queste parole fondamentali, che le reference e gli ascolti fanno la differenza. Poco da fare. Quella è. Tu puoi avere l'idea più forte del mondo, ma nel mondo della dance soprattutto, se il disco non suona, non funziona. Se invece sei, come dire, l'artista, chitarra e voce, anche se la chitarra suonicchia così, come si chiama quel tipo, non mi viene adesso, uno di questi emergenti. Paradiso? No, peggio. Peggio. Uno di questi cantautori indie famosi in Italia. Datemi un nome. Calcutta, sì, questi è vero, qua, esatto, questi qua, anche se fanno un pezzo chitarra e voce che suona maluccio, lì è la sostanza, è l'armonia e la melodia che conta. Sì. Ma nella dance, se tu hai il pezzo più figo del mondo, ma suona di merda, che quando il DJ lo mette in pista la gente va al bar, va a casa, hai perso, anche se la canzone è forte. E quello è il difficile, far suonare i dischi.
quello, cioè, noi combattiamo ore. Comunque, La scelta della cassa, settimane di lotta. sì. Cambia questa, Comunque qui cambia questa. citazione, Sì. un mix non si finisce ma si abbandona, quindi ma è la verità, cioè che quando poi abbiamo finito di fare a pugni diciamo boh, il disco è finito, perché sennò lì ci metti una vita, no? Se tu parti con un tuo disco e dici boh, lo voglio far suonare come quello di Michael Jackson, no? Però non ci arrivi, poi dopo 2 settimane trovi un tuo amico che riesce a farti suonare la batteria come quel disco, però ti rendi conto, ti accorgi che dalla batteria poi a te manca la voce, perché comunque magari è un altro cantante, il basso non suona come quel basso perché non hai quel tipo di basso, perché magari non hai registrato in quel modo, e poi a una certa dici boh, sono arrivato qui, si volta avanti. Allora, siccome siamo alle 5:43, allora cioè andiamo verso la conclusione, diciamo così, con questo remix che vogliamo, che proprio veramente, cioè, conclude alla grande il nostro discorso. Noi abbiamo rifatto da un'idea che è nata da me, il fatto di rifare il remix di questa canzone di The Leading Guys, Times, la versione originale. Ascoltiamo la versione originale e vi racconto tutta la storia. Sì, esatto. Vai. Vado? Ok. Ascoltatela. Non c'è niente di elettronico. Questo è tutto registrato, E anche un bel pastone. È un po'. And this could be my wasted years, but I never give up my love. From falling in the snow with all my fear, I found your diamond ring, my Volo dear. al bagno al volo, ritornello. And this could be my life, but I just don't know. I'm running like a tiger, but I will fall. And you will be my queen, and I'll be your ghost. And I'm feeling every hour in this life. And this could be your wasted years, when you're fighting to find your love. From falling in the snow with all my fears, and there's no diamond ring, my dear. And this could be my life, but I just don't know. I'm running like a tiger, but I will fall. And you will be my queen, and I'll be your ghost. And I'm feeling every hour, so don't give up, just take your time. I'll be waiting, fighting for you. And don't give up, I'll be alright. I'm the ocean, and this could be my life, but I just don't know. I'm running like a tiger, but I will fall. And you will be my queen, and I'll be your ghost. And I'm feeling every hour. Sezione fiati, ritornello finale. Allora, io quando ho sentito questo brano ho detto, ma cavoli, questo brano ha un qualcosa. Però sarebbe bello dargli un po' di freschezza, un po' di energia, perché mi ricordava un pezzo che era sempre su sto spirito chitarre, fiati e voce. Qual era il disco? Che ne avevamo parlato anche assieme, un disco di 2 anni fa che aveva la sezione fiati ed era sempre un mix fra dance e pop. Non mi ricordo. Era un disco che ho detto sarebbe bello fare un remix tipo forse mi verrà fuori. Allora io ho proposto al manager di The Leading Guy l'idea di fare dei remix, coinvolgendo anche Albert, visto che poi eravamo tutti e tre nel premio Casa della Musica l'anno scorso, e alla fine abbiamo combinato che io avevo fatto vari esperimenti e non avevo trovato la chiave del mio remix, finché un giorno ho avuto un'illuminazione, ho detto cavoli, potrei farlo tipo il pezzo Giant
di Calvin Harris come portamento, quindi groove house, pop house, un basso che sembra quasi un basso suonato, sezione di fiati e mondo e piano. E la mia versione, adesso ve la faccio sentire, è venuta fuori così, ho degli stems, quindi non è masterizzata, vediamo se suona. Sì. Sentite che c'è il piano, c'è un piano che poggia e l'Hammond che risponde tipo Giant, appunto, di Requiem Man. And this could be my wasted years. I look you up my love. Una ritmica bella From falling solida. in the snow with all my fear. Basso, Found your diamond qui la stanza ring, fuori in my bomba, dear. qui. And this could be my life, but I just don't know. I'm running like a tiger, Diciamo but I una versione un po' più solare per basso. Chitarre. Queste sono le sue chitarre che sono acustiche, ci sono delle rispostine di un'elettrica, no? Abbiamo dovuto metterle a tempo perché era suonato tutto fuori click, era suonato tipo un po' veloce, un po' lento, ho perso più tempo a mettere a tempo i file. Ok? fear. And there's no diamond ring, my dear. Siamo un po' la ritmica perché And this could be my life, but I just don't know. I'm running like a tiger, but I will fall. And you will be my queen, and I'll be your ghost. And I'm feeding every hour, so don't give up. Just take your time. I'll be waiting, fighting for you. And don't give up, I'll be alright. I'm the ocean, and this could be my life, but I just don't know. si sospende I'm un attimo. running like a tiger, but I will fall. And you will be my queen, and I'll be your ghost. And I'm feeling every hour. Questi fiati, diciamo, questa è stata una versione appunto ispirata da questa qui, pensata più per le radio. Questa suona perché è masterizzata. Sentite gli elementi: piano elettrico, io ho usato un piano acustico, Lemon. Aspetta, andiamo. Qua c'è il piano, come ho usato io il piano acustico. Sono andato ad analizzare cosa componeva questo arrangiamento. Adesso entra il basso che è lo stesso groove di portamento che ho fatto io. Qua 3, 4. Sentite il basso, pom, 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 pom. Basso in battere, pom, 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 pom. Ecco, diciamo che io ho deciso di fare questo. Adesso non suono uguale perché non è masterizzato. Sentite che c'è un'affinità, no? Nella scelta. Queste sono cose importanti perché non vuol dire copiare, vuol dire fare un qualcosa in linea con qualcosa che sta funzionando, che è fondamentale, perché i DJ che fanno le serate o la radio dice ah che bello questo, tipo quello, possiamo trasmetterlo perché siamo in linea, perché o fai una cosa talmente nuova che dicono cazzo che figata, o rischi di fare anche una cosa che suona vecchio e dicono no, suona vecchio. Ma suona vecchio può essere che se fai una roba che suona tipo 3 anni fa, se l'avessi fatto EDM, no? Cioè EDM avrei cappellato, perché EDM ormai è un sound che andava fino a 2-3 anni fa e adesso è proprio morto. È meglio fare una cosa che riporta a 20 anni fa con qualcosa di nuovo, piuttosto che fare una roba che adesso o Tropical House non va più. Cioè dicono cazzo sta roba non va più. E dici magari lo fai anni 80, dici cazzo che genio, ho fatto un remix che sembra un disco degli anni 80. Vedi, Purple Disco Machine. Allora, fatto questo, io ho fatto questa versione, diciamo così, più smooth, più radiofonica, e Albert ha fatto una versione che ha spaccato, infatti l'hai suonata anche al Joy Beach Party. Sì. Adesso ve la faccio E adesso la stessa canzone la sentite con un mood completamente diverso,
che è veramente ha fatto la differenza. No, diciamo che allora è stato un lavoro difficile questo, Sì, questo è stato un lavoro difficile perché siamo partiti sull'onda dell'entusiasmo, perché comunque la voce ha il suo perché, se avete sentito, no? Poi tutto ciò che è suonato dal vivo insomma ha un po' di pacca in più, no? Come si utilizza a dire in gergo musicale. Quindi siamo partiti proprio a bomba, anche risentendo le parti, seppur fossero state un po' incasinate, perché non suonato niente a click, cioè le voci sono diventato matto, adesso vi faccio vedere. Non capivo come equalizzarle. Se nel caso di Giovanotti era già tutto quanto un pacchetto già ben confezionato che suonava ad hoc, e comunque il brano era a tempo soprattutto, il brano era già anche un po' più dance, questo era un brano proprio folk pop, sì, folk. Quindi la voce vi faccio vedere un attimo. Allora, c'è ancora il ragazzo che mi ha chiesto prima dei riverberi sulle voci, sì. Ecco, qua sono diventato un po' più pazzo, però vedo che è un export, quindi... My fears, I found your diamond ring, my dear. Sentite come le ho ambientate? C'è una And sorta this di... could be my life, but I just don't know. Io adesso non vi faccio sentire il mio remix dall'inizio, vi scorporo il remix, quindi vi faccio sentire pian pianino tutto. Chitarra. Allora, chitarra che suonava così. Senti, Occhio come l'ho reso un po' più brillante. Si sente, no? Richiudo. Riapro. Un po' più brillante. Stessa cosa l'hai fatta anche te, Franz. Perché poi ci siamo confrontati, no? Poi mi sono creato queste porzioni di loop. Occhio. One second, please. Mi sono fatto questi loop dalle percussioni originali, insistendo. Ta-ta-ta. Ta-ta. Occhio qua. Una risposta. And this could be my wasted years, but I never give up my love. I found your diamond ring, my dear. Quindi fino a prima del ritornello ho utilizzato tutte le parti strumentali dell'originale, sono andato ad aggiungere un bel groove sostanzioso, che è questo, con le sue percussioni. Voci. 3, 2, 1. And this could be my wasted years, Mazza come suona. but I never give up my love. Ok? From falling in the snow with all my Il ritornello ho fatto un basso un po' alla Purple Disco Machine, tutto in levare. And this could be Sentiamo my se life, but I just don't know. togliamo un po' di groove, che vi faccio sentire solo il basso, che però non c'è. Eccolo qua. Life, but I just don't know. I'm running like a tiger, but I will fall. And you will be my queen, and I'll be your ghost. Con le percussioncine sue. Life, but I just don't know. I'm running like a tiger, but I will fall. Io sento malissimo, ma perché credo che c'è un po' di su. Da qui cioè è stato un lavoro complicato, perché far suonare basso, trombe, che poi alla fine l'hai fatto anche te. Sì, allora, il complicato è stato riuscire a collocare questi elementi acustici, che però erano fondamentali per la resa del pezzo, nel contesto elettronico, e soprattutto perché non erano a tempo, erano un po' impastati, e quindi abbiamo dovuto lavorare molto su
taglia, incolla, Sì. equalizza, trovare gli equilibri. Non è stato facile. Poi io una cosa che faccio spesso, tipo ad esempio ho fatto questi pad, vedete che crescono, che incollano un po', no? Adesso aggiungo altre cose. Vedete che nel progetto c'è una parte colorata di azzurro e una di verde. La parte di azzurro suona una cosa, cioè sono le sue percussioni originali, però le ho riadattate nel mio progetto a mio modo. Questa suona così. Adesso questa. Sono due scritture diverse. Basso. Cassa con il groove. Ecco, adesso c'era una cartellina, no, con tutto dentro il groove. Il groove è fatto da 100.000 cose. Allora, togliamo così. Il groove è fatto da una cassa, una sorta di loop, clap che si apre molto, no? Molto stereo. Poi questo è un hi-hat, questo è un... Scusate se suona in rosso, mi abbasso. Sentite che rimbalza un po' il progetto, no? Infatti la sua versione è forte perché ha un bel pump, cioè è riuscito a dargli una bella energia al disco rispetto alla mia versione che era un po' più seduta, più pum pum pum, cioè più da ascolto radiofonico e non da club. Tu l'hai messa al Jova Beach Party. Sì, e poi ho fatto un'altra versione più club proprio, Ah sì, che l'abbiamo fatta in pochissimo tempo io e Franz insieme. Gli ho detto: Franz, ma secondo te se gliene proponiamo un'altra un po' più dritta? E sentite, gli elementi sono gli stessi, però sentite come può modificare la stesura, cioè come può modificare un disco, una stesura fatta in un altro modo. Quindi il basso, anziché farlo girare nel suo giro armonico, l'ho tenuto dritto. 2, 3, 4. Sentite che bel pumping ha questo inizio, tra un bel equilibrio tra basso, ritmica, taglio di voci. questo tipo Purple Disco Machine per intenderci, energia sin dall'inizio con 2 o 3 elementi. Questo disco è una bomba. Questo in realtà vedi, è ingiusto il mondo della musica, perché questa versione la gente non sa neanche che l'ho fatta, cioè, perché io poi c'è tutto il fenomeno social, che lì è un'altra battaglia dove combattiamo tutti, dove io comunque ho dato priorità alla versione A, l'altra, però questa è in serata. Qua sentite, ho tolto tutto, lasciate solo sta chitarra. From falling in the snow with all my fear, I found your diamond ring, my dear, Mancano le basse frequenze. and this could be my life. Classico feel anni 80. E poi qui c'ha sta figata, sta versione che l'altra però non ha, che è questo arpeggio che è simile al tuo rullata 707, tutto acido, crash. In this life, in this life, Sì, è molto più cattiva, no? Però efficace. Cioè nel mondo clubbing funziona, l'altra è decisamente più dentro le righe, lo stesso discorso che si faceva prima, no? Con te, se non sbaglio, no? No, con un ragazzo che mi aveva chiesto
tu mi avevi chiesto se utilizzare o meno le chitarre, se era una mia scelta, no? Anche in questo caso come fai a non usare la chitarra, capisci? And this could be my wasted years. Ecco, qua si sente meglio che è un po' più mixato. And this could be my life, well, I just don't. Sentite anche che nel mix abbiamo fatto proprio due mix anche diversi, dove il master, tra l'altro questo master non l'ha fatto Franz, mentre quello di Times Club Mix l'avevi fatto te, e gli ho chiesto proprio a Franz, siccome è bravo anche a fare i master, gli ho detto questo diamogli una bella botta. Infatti quando parte il basso... Però sentite, giusto per entrare in un piccolo particolare, la differenza, adesso ascoltando su Spotify il pezzo è già masterizzato, quindi non c'è quell'esubero di basse frequenze che fanno un pallone qui in istanza. Sì, esatto. Invece se ascoltiamo gli stems che sono prima del mix e mastering, cioè prima del mastering, Sì, qua siamo diventati abbastanza matti nel Sì, mixarlo, cioè- io ho fatto... ecco l'importanza del mastering, no? Sì, Correggere le frequenze in modo che si senta bene. Ah. Invece le tracce separate hanno pallone di basse così perché non sono mixate bene. Se avete 10 minuti, ce li avete 10 minuti? Sì, proprio volanti. Vi faccio sentire questo lavoro qui finale. Questo è un capolavoro, ragazzi. Questo è il brano originale di LP. Questo è il brano originale, ok? Sembra accelerato. Allora, il brano suona a 157 bpm. Che arrangia la musica, cioè un brano dance, a quanti bpm si fa? Da quanto? 120, 100... Ok, quindi cosa facciamo? Cioè 158. Il problema è che noi lo percepiamo a metà, no? Perché tu se batti con il piede fai... Batti così, no? Lo balli così. Sì, 4, 3, 4. Invece il tempo è questo. Ta, 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 ta. E quindi come faccio il remix? Le strade erano due. O dirgli no, non lo faccio, che ci ho pensato. O voi cosa avreste fatto al posto mio? Smezzare 158 diviso 2. Vai. Grande matematici. 79? Giusto? 79 bpm cosa faccio? I lenti, 79 bpm significa... il tempo delle mele. Avrei dovuto chiamare Vanni per fare una cosa a 79 bpm. No, allora, facendo una cosa che rientrasse un po' nel mio mondo, 79 bpm non combino proprio niente. Quindi cosa ho fatto? Me lo sono ascoltato 150 volte. Discorso che ho fatto all'inizio, no? Quindi studiare bene le parti. Tra l'altro, che parti? Perché questo è un gran disco, signori. Cioè, non nel mio remix, l'originale è una cosa pazzesca. Lei ha una voce pazzesca. E adesso vi faccio sentire le parti. Ok. Io quindi cosa ho deciso? Morale della favola, la decisione finale è aver portato il disco a 127 bpm. 30 bpm in meno. Questa cosa, secondo me, ha fatto la differenza. Ovvero, non voglio fare cattiva pubblicità a un mio collega, ma questo disco è fatto, secondo me, con un approccio, secondo me, non corretto. Cioè, non c'entra niente. C'entra niente. Leandro da Silva è un DJ fortissimo, ha fatto storie mie deludenti. Cioè, sentite che la voce non c'entra niente col genere. Sentite che qua. Una rullata. Vabbè. Insuonabile. Però, ma non è una questione di genere, secondo me, è proprio un discorso di... Sì. Sì, vabbè, ma non è... Allora, attenzione, non è... E adesso sentirmi dire, wow, che figata la tua,
Ma chi la userebbe quella versione lì? Sì. Cioè, io dico, questo disco, Sì, sembra buttato su. sì, ho avuto anch'io quella sensazione lì, appena ascoltato ho detto è stato fatto in poco tempo. Io l'ho sentito in macchina l'originale a distanza di 1 mese e mezzo e mi ha fatto una bellissima impressione. Ora vi farò sentire come prima. Beh, innanzitutto un attimo gli stems volanti, che sono veramente, veramente, veramente fighissimi. Non ho utilizzato tutto, ma vi faccio sentire un po' di cose. Ecco, in questo caso a differenza di Giovanotti ho tagliato tanta roba, ok? Però vi faccio sentire solo voce. Se volete tolgo le voci, ma almeno servono un po'. Then you arrive. Oh God, why you gotta look so hard? Remembering your body on mine. Un po' picciato. I wanna Figo. cry. Pad I knew that you'd fatto be con Franz here questo, tonight. però andiamo un po' indietro. Il brano, il remix, l'approccio l'ho avuto così. Togliamo gli stems. Consiglio di Franz è stato di utilizzare tutto questo suono dall'inizio alla fine. Arrivava dopo. Sipping on a feeling, won't lie, was nervous for this evening. Then you arrive. Oh God, why you gotta look so hard? Remembering your Capito? Questa melodia qua sotto. I wanna cry. Vi faccio sentire un po' di parti di percussioni. I knew that you'd be here tonight. Suddenly I'm paralyzed. Wish you by your side. Quindi da quel synth lì iniziale ho fatto questo basso. All night, sipping on a feeling. Won't lie, Occhio. was nervous for this Poi concludo, evening. che con la cassa è un missile terra-aria proprio, perché senti. All night, sipping on a feeling. E anche qui, Won't lie, was nervous for this. attenzione, non ho paura a farvi vedere da dove mi sono ispirato. Ispirato come prima. Allora qua. Bisogna avere bella fantasia per arrivare fino lì, però ero in fissa con sto basso, ho detto secondo me scrivere una cosa molto simile. Senti, molto lontano, però questo è fatto in sedicesimi, no? Senti che ci sono delle pause per questa scrittura di basso. Io l'ho fatto la stessa cosa a mio modo nel remix di LP, cioè ok, in modo tale che la voce avesse il suo giusto spazio e non fosse occupata da troppe frequenze. In più con questo synth qui non ci stava un basso troppo insistente, quindi serviva proprio una cosa che accompagnasse, quindi mi ero rifatto a quel remix lì di Keep Control. Faccio sentire tutto quanto. Faccio sentire da Spotify perché adesso ho toccato qualche volume. Suona anche un po' meglio. E poi abbiamo finito con qualche domanda. Ok, ultimissima cosa. Abbiamo più tempo, giusto?
No, la signorina deve chiudere. Deve chiudere, perfetto. L'ultimissima cosa, vi faccio sentire questa cosa qui che ho fatto alla fine con delle conga finte, però che funziona. Fammela vedere. Eccolo qua. Tutto con le ditine, con machine. Cioè. Conto alla rovescia puoi fare, 20 secondi abbiamo finito. Sì, così è il lancio finale. Insomma, è ben articolato il remix con tante parti scritte, però Mi è piaciuto molto. no, sta funzionando bene, sono contento perché, ripeto, era abbastanza ostico come lavoro. Da 157 bpm portare un brano ad un range più club non era semplice, e sono stati apprezzati da LP proprio stessa, il management, proprio anche la scelta di alcuni suoni aggiunti, quindi è stata una bella soddisfazione. Ringrazio anche Franz per aver contribuito in alcune scelte proprio di stesura, anche perché questo suono qui iniziale, sì. E lì ho strecciato tutto su Logic, sì. No, però sconsiglio Logic perché tu che utilizzi altre cose le strecci meglio. Cioè Logic è molto meccanico, no? Non so. Sì, sì. Sì, mentre con Cubase, Studio One ancora meglio. Sì, è molto macchinoso. Ho perso un pomeriggio per fare questa operazione. E poi, come dici te, in alcune cose, infatti le voci sono raddrizzate in alcune parti. Va bene. Abbiamo concluso. Ultima domanda volante. Acid Pro è un altro programma per strecciare. Figo? No. Bene, allora ragazzi, adesso noi dobbiamo fare due cose. Intanto vi ringraziamo. Vi è piaciuto il workshop? Sì. Cioè, allora, diciamo che in 3 ore possiamo parlare fino a un certo punto. Sì.